Allora, buon pomeriggio, ben ritrovati. Dunque prosegue di fatto ufficialmente, comincia adesso la nostra lunga maratona fino a questa sera per seguire l'esito del voto in diretta insieme a voi, minuto dopo minuto, con quelli che saranno di fatto da adesso in poi voti reali, perché inizia lo scrutinio tra un minuto da adesso, sono le 14:58, quindi insomma tra 2 minuti da adesso in avanti potremo commentare un po' quello che accade. Sapete che la sfida più attesa è quella di Venezia, con tutti i nostri colleghi pronti per aggiornarci su quel che accade, e poi gli altri 50 comuni del Trevigiano, tra gli altri Castelfranco. Sapete poi delle sfide più grandi, quelle sopra i 15.000, a Padova ci sono Albignasio Monselice, a Vicenza Arzignano e Lonigo, a Verona San Bonifacio, appunto Treviso Viareggio di Castelfranco e poi Venezia. Alcuni risultati ci sono già e l'abbiamo raccontato anche sin qui grazie ai nostri inviati, a Marta Marangon, e là dove c'era un unico candidato. Ma insomma, intanto vi presento gli ospiti che saranno con noi alcune ore nell'attesa dei risultati. Dimitri Quinn, buonasera, ben trovato, onorevole, Lega. Buona giornata a voi. Sì, io sono abituato. Buon pomeriggio, non buonasera, buon pomeriggio, adesso ce la farò. Saluto e ringrazio il consigliere regionale Flavio Baldan, Movimento 5 Stelle. Marco Zabai, Partito Democratico. Buongiorno a tutti, grazie. Stiamo attendendo con il coordinamento come sempre di Nicola Zanetti in regia, la regia di Antonio Esposito e Alberto Pivetta, le grafiche di Francesco Ceron. Attendiamo, dicevo, l'arrivo anche di Claudio Borgia, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale. Allora, la sfida per Venezia, i risultati in diretta, la sfida è chiaramente ancora, insomma, manca 30 secondi, ormai possiamo dirlo. La sfida più attesa è innanzitutto capire se, difficile con 8 candidati, uno di questi possa vincere al primo turno, e se appunto debba essere o meno confermato il ballottaggio. Lo scopriremo nel corso dei prossimi minuti tra probabilmente i più attesi, Simone Venturini appunto e Andrea Martella. Ma attenzione, perché gli almeno 5 punti percentuali in meno di affluenza possono avere anche un significato politico nella lettura amministrativa. In realtà un dato, ecco, di voto interessante nell'esito di questi due giorni di voto per Venezia. Lo scopriremo, lo diremo insomma tra poco in particolar modo. Sono le 15, via libera di fatto. Allora se mi date subito Filippo Fois, da questo momento siamo liberi anche di dire un po' quel che accade, commentare e parlare anche con i protagonisti di questa tornata elettorale. Filippo Fois con Sandro Ponchio da Venezia. Vai Filippo. Sì, buongiorno Ferdinando, buongiorno ai nostri telespettatori. Intanto vi presento subito l'ospite, che è Giovanni Pellizzato del Partito Democratico, candidato alla municipalità di Venezia, Murano e Burano. Come sapete, Venezia è divisa in 6 municipalità che andavano al voto, e in questo caso l'elezione del presidente della maggioranza è a turno unico, nonché un passato anche da vicepresidente del Consiglio Comunale di Venezia durante il primo mandato di Luigi Brugnaro. Allora, per quello che riguarda, io non so se siano ancora usciti dei dati ufficiali, Ferdinando, però posso dirti quello che noi abbiamo visto adesso girando per le sezioni qui in terraferma. C'è stato un certo aumento, ovviamente, più contenuto a Marghera. A Marghera, nelle sezioni che abbiamo visitato, eravamo di poco sopra il 50%. Nelle sezioni invece che abbiamo visitato a Mestre superavamo il 60%. Si tratta anche di sezioni piuttosto robuste che ne hanno 900 aventi diritto l'una. Non sappiamo al momento a Venezia come sia andata. Certo, ieri era un po' bassa perché c'era la Vogalonga, era una bellissima giornata, ma generalmente Venezia, che è la Pellizzata appunto, che è candidato presidente della municipalità, c'è molta partecipazione storicamente. Sì, generalmente a Venezia c'è molta partecipazione. Probabilmente il dato di ieri sera un po' limitato era dovuto proprio al fatto che c'era in concomitanza la Vogalonga, una manifestazione molto molto sentita dai veneziani. È una giornata molto bella, le spiagge sono già aperte. Detto questo, una piccolissima correzione, niente di che, ma non sono del PD, sono comunque appunto a capo di questa coalizione di 6 partiti, e quindi nulla contro il PD logicamente, ma non sono iscritto al PD, te lo dico con piccola precisazione, ma nota a margine, diciamo così. Com'è stata questa campagna elettorale? Che aria tira a Venezia, per esempio? Lei chiaramente per fare la sua campagna elettorale ha dovuto girare parecchio, e che cosa le dicevano, che aria tirava? Beh, Venezia è sempre
sempre stata, diciamo, molto più orientata verso il centro-sinistra, quindi non si può che avere una conferma di questo, molto entusiasmo e molto interesse anche per queste nuove votazioni che appunto comunque in ogni caso segnano il passo dopo 11 anni sostanzialmente di Giunta Brugnaro. Anche per quello che riguarda le municipalità, noi adesso affrontiamo il Consiglio Comunale, per esempio ci sono 8 candidati, oramai possiamo dirlo che giravano dei sondaggi che non potevano essere diffusi ovviamente in questi ultimi giorni, che davano Martella in lieve vantaggio su Venturini, sui 3-4 punti percentuali, poi davano innanzitutto un grosso exploit, era previsto di Boldrin e di Ora, io ho visto addirittura un sondaggio in cui era dato all'8% e poi Giovanni Andrea Martini di Tutta la città insieme, che era anche nel precedente Consiglio Comunale, che era dato al 5%. Quello che ci si domanda è dove pescano come elettorato. Martini sappiamo già che pesca più nel centro-sinistra, per cui potrebbe essere, diciamo, una palla al piede per voi. Ultimamente mi dai la linea, Non lo Tony, so, scusami, rientriamo in studio, Tony, fermo perché ci sono degli exit poll pubblicati, scusami Filippo, adesso tanto mi sentirà anche lui, exit poll pubblicati in questo momento, li riporta Repubblica, che dà un'idea completamente stravolta di quelli che erano i sondaggi sin qui a noi noti, cioè un exit poll con Simone Venturini avanti, una forbice tra il 47 e il 51%, e secondo questo dato sarebbe addirittura vittoria al primo turno per Simone Venturini, ma insomma vedremo, ovviamente il pomeriggio è lungo, e Andrea Martella del centrodestra, tra il centrosinistra, scusate, tra il 40 e il 44%. Poi vedete il resto: Basile dimissionato a febbraio, sindaco di Messina, avanti rispetto a Scurria, ma insomma questi sono i dati che ci interessano, che è Venezia. Piccola curiosità anche qui, andiamo a vedere De Luca, cioè il già governatore della Campania, ricandidato sindaco a Salerno al 56-60%, la forbice contro la Nocita invece 14-18. Vabbè, questo è un po' il quadro, però guardate, io adesso cerco anche di dare un ulteriore aggiornamento, questo è il sito di Repubblica, e adesso vediamo che cosa ci dice, e stanno evidentemente aggiornando perché non credo che sia il 4% il dato. Abbiamo visto sin qui quello che è l'exit poll, adesso andrò a vedere ancora, perché voi ci sperate, ho capito, però adesso vediamo un po' per Simone Venturini. Qui invece il Corriere ancora non dà exit poll, evidentemente darà solo risultati reali. Vediamo ancora se c'è un cambiamento o no dal sito di Repubblica. Resta quello che vi ho mostrato poco fa, non ne abbiamo fatti noi gli exit poll, ma il sito di Repubblica, che dava in vantaggio appunto Venturini con una forbice tra il 47 e il 51, e invece Martella secondo col 44, questa è appunto la sua forbice. Aspettiamo, perché ovviamente è un dato sin qui curioso. Filippo, resto col tuo ospite, ma un flash, perché poi facciamo un giro campi come sempre diciamo, quindi andiamo a sentire gli altri. Che significato può avere l'aver un'affluenza nettamente maggiore rispetto alla media a Mestre, come sin qui hai raccontato tu? Se c'è una lettura politica che possiamo dare, vai. Direi che non cambia molto, nel senso che Mestre in quest'ultimo periodo ha cambiato, diciamo che era più tendente verso il centrodestra, però se andiamo a vedere cosa è successo alle elezioni regionali, o anche se vogliamo prendere il referendum, come è andato col referendum, forse c'è un riposizionamento verso il centro-sinistra, però diciamo che è veramente difficile da dire poi in un'elezione comunale in cui valgono tantissimo anche i candidati, i consiglieri. Lei come vede questo dato, per esempio, che è uscito con Repubblica? Ma guardi, io gli exit poll non li commento, certo, perché ho un'età tale di averne viste veramente tante e anche tantissime smentite, quindi non commenterò sicuramente un exit poll, non dico non fidandomi, ma semplicemente preferisco avere dei dati, almeno delle proiezioni, per cui, e non sono io titolato a commentare, visto che comunque la mia ottica è sempre, come avevo detto prima, molto Venezia-centrica. Sì. Io vedo tra l'altro, Ferdinando, che ancora qua devono aggiornare il dato, perché Martella è dato al 40-44, Venturini c'è scritto 4%, che ovviamente non può essere però con 8 candidati. Però adesso hanno ripubblicato, Filippo, hanno ripubblicato quella forbice che dicevo prima, se vuoi farla vedere, così ringrazio ancora Tony Esposito, Alberto Pivetta e regia. 47-51 la forbice centrodestra Simone Venturini, 40-44 Andrea Martella. Ripeto, e ringrazio Filippo Fois col suo ospite, se possiamo andiamo appunto anche agli altri, torno subito da te Filippo comunque per altri aggiornamenti tra poco. Sarebbe un dato che ribalta quelli che erano gli ultimi sondaggi
sondaggi che erano anche a noi noti. Ho visto Marta Zatta con Francesco Rattai. Velocissima Marta, non so se ci sentivi, anche tu sei con uno dei candidati sindaco tra l'altro se non sbaglio. Commento al volo? Esatto, siamo in compagnia di Pierangelo Del Zotto di Prima il Veneto, siamo proprio nella sede elettorale di Via Castellana. Allora mi chiedono i primi commenti a caldo. Beh, è stata una campagna elettorale un po' particolare, che si è polarizzata su due candidati, che ha visto anche più di qualche scorrettezza da parte di qualche candidato. Noi abbiamo fatto la nostra parte, siamo un movimento assolutamente leale, e contiamo sul fatto che la cittadinanza e i votanti ci abbiano riconosciuto questo. Vi ritenete soddisfatti al momento? Siamo soddisfatti di quello che noi abbiamo fatto, adesso aspettiamo di essere soddisfatti di quello che la cittadinanza e gli elettori ci riconosceranno. E cosa vi aspettate? Ma quando si corre sempre per vincere, anche quando poi si sa che non si può vincere. Noi ci aspettiamo un risultato importante. Ecco, quindi sono momenti di attesa anche qui in Via Castellana. Per il momento è tutto, ti ridò la linea se non hai altre domande, Ferdinando. Va bene, un flash, se vuole commentare gli exit poll, una forbice tra il 47 e il 51 Venturini e 40-44 Martella, quindi insomma, questo è un dato che ci stupisce almeno sino a qui. Prego Marta. Se vuole commentare gli exit poll... Ma io commento, una volta un'amica mi disse, sai, mi hanno fermato fuori del seggio e io ho votato esattamente il contrario di quello che ho fatto nel seggio. Ecco, questo è il mio punto di vista sull'exit poll, che è soltanto marketing politico. Ecco Ferdinando, questi sono i primi commenti di Pierangelo Del Zotto. Se non hai altre domande ti restituisco la linea. Va bene, grazie Marta, adesso continuiamo, credo andremo da Ilaria Marchiori, commento flash, Baldan. Commento flash, se questo prendiamolo così com'è l'ex poll, va bene, adesso aspettiamo. Sarebbe un po' uno stravolgimento, fra virgolette, delle sensazioni che avevamo noi, però insomma sarà importante vedere due cose. Una, io non credo che, vista l'ampiezza della forbice di 4 punti percentuali, Venturini sia al 51, è più probabile che si vada a un ballottaggio, dopodiché occorrerà vedere quanti di altri candidati, quali percentuali hanno, per vedere poi nel secondo turno come si potrà mettere la situazione. Però mi pare che sostanzialmente c'è ovviamente una diversità rispetto ai sondaggi che avevamo noi fino a poco tempo fa, però insomma la vicinanza tra i due candidati principali è molto stretta e quindi poi eventualmente al ballottaggio si apre uno scenario sempre secondo questo ballottaggio, scusi exit poll, Boldrin sarebbe terzo, almeno così dal risultato, tra il 2,5 e il 4,5, ma insomma questo poi bisogna vedere se viene confermato. Martini ancora non sappiamo solo questi tre prevalentemente, ripeto, una forbice tra il 47 e il 51. È un pezzo importante per esempio da un punto di vista, da una parte. Recuperabile per un ballottaggio? Voglio dire, credo che le risposte si sappiano già, insomma, voglio dire, non è certamente, credo, un sindaco di centrodestra. Zabai? Sindaco di centrodestra. Questo exit poll veramente stravolge tutti i pronostici, Se così è, cioè siamo a un primo colpo di scena di questo pomeriggio che sarà molto lungo. Avanti Venturini 47-51%, exit poll, ricordo bene, quindi ecco, questo abbiamo dichiarato, fuori dai seggi hanno dichiarato. Martella segue col 40-44%. Prego, e poi Dimitri Coin. Io penso appunto che siamo in questa fase, gli exit poll sono un po' come leggere in una sfera di cristallo in questo momento, perché non abbiamo il dato reale che sarà l'unico che ci permetterà di fare delle proiezioni e chiaramente appunto per questo penso che dobbiamo prenderci un attimo di tempo. Io credo che la sensazione che abbiamo avuto anche noi in questa campagna elettorale sia comunque di una città che aveva voglia di cambiare, per cui vedremo appunto nei termini in cui si esprimerà questa cosa qui. Credo e mi auspico che si arrivi a una situazione per cui si parlerà di Venezia ancora per 2 settimane, in cui saremo in grado di poter rappresentare al meglio la nostra proposta. Non commenterei più di tanto l'exit poll, appunto perché rimane quello che è e che tanto più che smentisce di fatto tutto quello che noi avevamo
è a nostra disposizione negli ultimi tempi rispetto all'andamento delle preferenze. Allora, intanto abbiamo l'affluenza alle ore 15 di oggi 56,51 a Venezia, 62,23 era precedentemente. Come vedete questo è almeno per i 3 comuni al voto in provincia di Venezia. Ancora non c'è quella di Cavallino, Treporti, Torre di Mostro 58,95, Venezia sotto col 56,51, era 62,23 6 anni fa. Va bene, questo è il dato. Resta questo exit poll per la RAI che appunto viene riportato anche da Repubblica. Non ce ne sono altri? Non in questo momento, stavo controllando in giro se per caso, ora anche il Gazzettino vedo che riporta lo stesso che vi abbiamo già dato noi in apertura, il Corriere stessa cosa, Opinio RAI 47,51 Venturini, Martella 40,44. Gli exit poll, come hanno detto poco fa le altre persone che sono qui con me, che condividono lo studio con me, sono una sorta di voglia di notizia, no? Fanno parte di tutta la giornata comunicativa e di commento, però è stato dimostrato ampiamente in tantissime, non solo nelle ultime tornate elettorali, ma ormai in tantissime tornate elettorali, che spesso vengono stravolte. Il nostro grande vecchio Paolo Gobbo ci ha sempre insegnato che il sondaggio che conta è quello del giorno dopo il voto. Fortunatamente oggi, essendo chiuse le elezioni nel pomeriggio, avremo già in giornata i risultati dei comuni che sono andati al voto, però quello di Venezia sicuramente sarà un test importante, un risultato importante. È la regione, la città più importante che va al voto e quindi sarà soggetta ad un'analisi anche a livello nazionale. Mi sembra aver intuito non Ilaria Marchiori ma Christian Arboit da Castelfranco, perché lo dicevo ovviamente una delle più attese, no? Assolutamente. Per caso è la nostra Venezia. Castelfranco Veneto, dove ancora non c'è il dato definitivo, almeno da Eligendo per quanto riguarda l'affluenza. C'è o no? Tony, non vedo l'anteprima io nel wall. Sì? Eccolo qua, dov'è? Eccolo, Christian Arboit. Ciao Christian, con Nicoletta Rizzetto. Cosa ci dici tu? Buongiorno Ferdinando, ti dico che le operazioni chiaramente sono iniziate anche qui a Castelfranco. Ci troviamo davanti al seggio 2 delle scuole di via Monfenera, il seggio principale della città del Giorgione, dove si sta in qualche modo consumando una sfida a 5 i candidati sindaco per la città di Castelfranco, ma approfitto della presenza di Maria Gomierato, che è stata storica prima cittadina di Castelfranco dal 2000 al 2010, qui nelle vesti di rappresentante di lista per la lista di Daniela Emanente, che potrebbe essere insomma una delle sorprese, adesso possiamo dirlo, visto che sono passate le 15, di questa tornata amministrativa elettorale a Castelfranco. Sì, diciamo che sarebbe una bella sorpresa, e se sarà Daniela Emanente sarà una bella sorpresa e secondo me una bella opportunità per Castelfranco. Castelfranco sarebbe fortunata se Daniela Emanente diventasse il sindaco, perché l'ho conosciuto, lo conosco, lo stimo molto, è stato mio consigliere per 5 anni e già allora era molto giovane, dal 2005 al 2010 si era occupato di costituire la consulta giovanile, di lavorare al progetto giovani. Quindi è un suo delfino, lo possiamo dire? No, non è un mio delfino, perché lui ha fatto poi la sua strada, è un bravo commercialista, un bravo professionista, una bella famiglia, lui ha la sua storia, però che in qualche modo ha incrociato anche la mia. Io sono stata orgogliosa di lui come consigliere e ovviamente sarei molto contenta per Castelfranco. Allora, Maria Gomierato, se può rimanere ancora un attimo con me, perché allora cosa sta succedendo a Castelfranco? 5, dicevo, i candidati sindaco, Luca Pozzobon per il centrodestra con 4 liste, la lista chiaramente personale, Luca Pozzobon sindaco, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, poi c'è Maria Ghimenton per il centrosinistra con Partito Democratico e 2 liste a supporto.
Partito Democratico più altre due liste civiche a supporto. Daniele Manente, di cui ci ha parlato Maria Gomierato, Daniele Manente che ha 47 anni, è commercialista e ha 3 liste a supporto, quindi insomma parliamo di 3 liste civiche. Lei ci tiene a specificare questo? Perché la lista civica, io ho governato con una lista civica e la lista civica è focalizzata proprio sulla città, sui cittadini, sui temi della città, sui problemi della città, senza dover rispondere magari a direttive stringenti di partito. Ecco, si guarda veramente a risolvere i problemi di un territorio, e Daniele ha fatto questa scelta. Quindi serve il civismo a Castelfranco Veneto? Secondo me sì, perché sono stati 10 anni molto produttivi, molto belli. Abbiamo risolto tanti problemi, ferrovie, strade, abbiamo chiuso con la mostra del 5° centenario di Giorgione, che è stata una grandissima mostra. Quindi si deve ritornare a quei tempi, insomma. La sua è una bocciatura netta, mi pare di capire, dell'amministrazione di centrodestra, di Stefano Marcon, Luciano Dussi. Io ho visto cambiare Castelfranco in questi 15 anni e non l'ho vista diventare migliore, non l'ho vista cambiare in meglio. Purtroppo la mia Castelfranco si è spenta e a me è dispiaciuto molto. Parole molto nette, chirurgiche, quelle di Maria Gomierato. Dicevo, riprendo il filo del discorso: Maria Ghimenton, Luca Pozzobon, Daniele Manente, poi ci sono altri 2 candidati sindaco, Paolo Ceschini per Nova Repubblica, che rappresenta tutto il mondo, diciamo così, vicino a Riccardo Szumski, e poi Diego Giovine che è candidato sindaco della lista Onestà e Trasparenza. Diego Giovine, che fino al 2023 era consigliere comunale di Fratelli d'Italia, quindi c'è questa dinamica interna anche al centrodestra. Saluto e ringrazio Maria Gomierato, che ricordo è rappresentante di lista, quindi ha chiaramente fretta e deve controllare, monitorare. Qui nella sede di via Monfenera ci sono... Cristian, dammi qualche minuto, ovviamente poi torno da te, perché Castelfranco è un altro Allora, ci sono alcuni comuni, l'abbiamo già raccontato molto in questi giorni, della nostra regione che vanno al voto. Ve li cito. Dunque, tra questi, perché sono stati eletti consiglieri regionali, per esempio Albignasego, tra l'altro sopra i 15.000, a Padova, proprio perché Giacinti è stato eletto e quindi tra l'altro è anche assessore della Giunta Stefani, è stata eletta anche la sindaca di Monselice, la Giorgia Bedin, Carmignano Pasqualon, Castelfranco appunto Stefano Marcon, a Silea Rossella Cendron, a Soave Matteo Pressi, ad Arzignano Alessia Bevilacqua, a Ponte di Piave Paola Roma. Alcuni di questi, come avete visto anche sentendo i nomi, sono diventati tra l'altro assessori. Castelfranco è uno di questi, in quale Stefano Marcon è diventato consigliere regionale della Lega. Nel Trevigiano, tutto quello che abbiamo raccontato insomma qualche mese addietro. Poi c'è il caso in cui secondo me è particolarmente interessante, anche il centrodestra va spaccato. Vorrei poi sentire anche Dimitri Coin sul tema per esempio spresiano, cioè San Bonifacio invece nel Veronese. È vero però, inquadrate l'area Marchiori è al punto elettorale di Simone Venturini. Ilaria, velocissima anche con te, tu sei con Simone Merlo, vai, prego. Sì, eccoci qui Ferdinando, buongiorno ai telespettatori, siamo insieme al segretario provinciale della Lega Sergio Vallotto. Allora, infatti è proprio questa la mia prima domanda, un commento agli exit poll. Beh, il commento agli exit poll è sicuramente un commento che ti accende un po' il sorriso, visto che abbiamo un 47-51 come Forbici e un 40-44 per Martella. Sicuramente è di buon auspicio. Certo che non è un dato che mi fa illudere o mi fa gioire in questo momento, aspettiamo l'inizio dello spoglio, io spero sinceramente che continui. Però Vallotto, ve lo aspettavate così subito, insomma, anche se ovviamente è presto per dirlo? Ma sai, noi abbiamo fatto tutto il possibile per fare una campagna elettorale che potesse entrare nelle case della gente, parlare alle persone, far capire qual è il nostro progetto, qual è l'eredità che comunque prendiamo e porteremo in continuazione per le cose buone e completare quelle che sono in itinere, e naturalmente quella che è l'innovazione che poi porterà Venturini come sindaco. Direi che
andiamo avanti, poi vediamo. Vallotto, da parte vostra la campagna elettorale è stata movimentata soprattutto per la questione della moschea, che a un certo punto ha creato diverse spaccature. Ma io non direi che ha creato spaccature. Noi abbiamo fatto la nostra campagna elettorale, abbiamo portato avanti un tema in cui noi crediamo, ne siamo convinti. Il no moschea non è un'invenzione messa lì a caso, è un qualcosa di reale, concreto, che guarda cosa può succedere da qui ai prossimi anni. Poi, prima cosa, la moschea a Mestre, per essere al limite realizzata, deve rispettare tutte le leggi, in primis anche il piano regolatore e poi tutte le leggi nazionali. Naturalmente, se noi guardiamo un po' oltre, cosa vediamo? Vediamo che non può, almeno per quello che mi riguarda, per quello che ci riguarda, accettare il modo di presentarsi, il modo di fare quella che è la religione islamica, dove le donne sono considerate più o meno zero, dove non hanno nessuna funzione, nessun valore, dove le bambine di 9 anni possono essere prese in moglie da un marito magari cinquantenne, dove c'è la poligamia. Ecco, a questo io credo che noi non ci arriviamo, né come cultura, né come sentimento, né come modo di vedere. Io credo che in primis debbano sottoscrivere la convenzione con lo Stato ed essere rigorosamente rispettate le leggi che noi abbiamo nel nostro Paese. Ultima domanda, Ferdinando, prima di restituire la linea, secondo lei in questa elezione il centrodestra potrebbe pagare gli esiti del referendum? Io credo di no, il referendum segue altre strade, la politica ha dinamiche diverse. Noi parliamo di elezioni amministrative, Venezia, per quanto grande città importante, è comunque un comune e qui entra in gioco quella che è la persona che proponi. Il fatto personale è molto importante e a livello comunale e anche a livello cittadino molto spesso si segue il programma, si segue la persona e si chiede di essere governati da chi si individua come persona migliore per portare avanti 5 anni di legislatura. Grazie a Sergio Vallotto. Qui da Mestre è tutto, restituisco la linea, ci sentiamo tra poco. Va bene, quindi il sorriso per questi exit poll che vedono il centrodestra avanti a Venezia, almeno per exit poll, firma Rai Opinio, come vi abbiamo detto sin qui, che sono quelli nel titolo, lo vedete anche nell'ultima ora di Repubblica che dà la diretta elezioni comunali a Venezia, Arezzo e Reggio Calabria, avanti il centrodestra, De Luca trionfa a Salerno, un po' quello che vi ho detto praticamente nel primo minuto di questa diretta sin qui. Vedremo, ripeto, fino a questo momento è un particolare stupore rispetto all'andamento sin qui immaginato qualora ci fosse una corrispondenza tra questi exit poll e il dato finale. Stragrande maggioranza forse di noi, degli analisti, dava un po' il ballottaggio altamente probabile e credo resti questa opzione forse come la più probabile sul piatto. Vedremo cosa succede nei prossimi minuti. Non apprezzerà Venturini quello che ho appena detto, però diciamo, vediamo cosa sta succedendo dopo questa sorpresa, l'exit poll che vede avanti e fortemente avanti Simone Venturini secondo questi sentori, mettiamola così. Allora, credo che andremo adesso proprio a Spresiano con il nostro Lucio Zanato, appena è pronto ve lo fate vedere con Fabio Falliero, però lì c'è un dato, non è l'unico, anche a Monselice, nel Padovano, comune sopra i 15.000, il centrodestra va spaccato, così come a San Bonifacio nel Veronese, l'altro comune sopra i 15.000 e appunto nel Trevigiano invece c'è Spresiano dove non siete andati in scia alla ricandidatura di Marco Della Pietra. Coin? È stata una scelta che è stata fatta dalla sezione nostra di Spresiano, che insomma ha fatto anni di opposizione in Consiglio Comunale, dove il confronto con l'attuale sindaco è stato anche in molti aspetti anche abbastanza aspro, e quindi è stata rispettata in pieno questa volontà della sezione di non andare assieme, di non trovare un percorso. Voi siete a sostegno di Maria Grazia Sossai, sì, no? Insieme a Forza Italia. Assolutamente, ne abbiamo provato anche a vedere se c'erano dei margini di trattativa, ma senza forzare più di tanto, insomma. Poi il dato che più mi... dovrebbe essere una risposta
a una domanda che magari però l'anticipo, è Ponte di Piave, perché se noi guardiamo in provincia di Treviso il centrodestra che si spacca, a Ponte di Piave abbiamo la Lega che si spacca, cioè il nostro partito che di fatto ha due militanti candidati, uno per parte, e questo è davvero il dato che ci infastidisce abbastanza. È apprezzabile molto. Che sia lei a dirlo, tra l'altro, quindi a citarlo. Eccola qua, questo è il quadro di Ponte di Piave. Ovviamente fino ad adesso non ci sono risultati reali da nessuna parte. Ho dato uno sguardo veloce a tutte le province del nostro Veneto al voto, e quindi lì errore? Ma lì non si poteva... No, è stata una volontà precisa, perché nel momento in cui un sindaco che toglie le deleghe al vice sindaco, gli toglie il mandato da vice sindaco a dicembre, dopo che insomma il comune è destinato ad andare al voto perché il sindaco viene eletto in regione, è una scelta politica molto molto rischiosa. Molto rischiosa, perché di fatto il sindaco, uno dei candidati, che è Stefano Pico, che era vice sindaco, è anche il segretario della sezione della Lega, ed è impensabile che da vice sindaco non si proponga a fare il sindaco. Un accordo non è stato possibile trovarlo, posizioni troppo rigide, umanamente assolutamente comprensibile, perché un'umiliazione così importante è difficile da ricomporre, va ben oltre il contrasto umano interpersonale, perché coinvolge anche una brutta figura davanti a tutti i cittadini, e quindi questo è stato l'elemento di grande fastidio per Lega Trevigiana e Ponte di Piave. E qui da rendere il merito ovviamente a Coin, che subito cita questo aspetto. Zabai, l'analisi dei due comuni, poi andremo a vedere altri con i nostri colleghi. No, nel senso, sapete che per noi il contesto della provincia è sempre un po' complicato, nel senso che storicamente questo è un territorio che non è esattamente amico a esplicite formazioni di tipo progressista da sempre. Credo che su Ponte di Piave in particolar modo invece noi abbiamo l'occasione di aver espresso più volte un'amministrazione di pieno titolo. Io ricordo negli anni 2000 appunto ancora grandi sindaci di Ponte di Piave provenienti dal nostro campo, e penso che l'attività che è stata fatta in questi anni all'opposizione di Paola Roma da parte del gruppo consigliare di cui appunto si è costituita la candidatura di Arturo Miotto, io penso che possa rappresentare un'alternativa vera a questo caos che appunto si è generato all'interno del centrodestra, anzi all'interno della Lega, che mette in discussione chiaramente anni che ci hanno venduto sempre rappresentati come il buon governo, e che invece poi alla fine si spaccano e dice appena va via. Sì, perché nel senso noi siamo sempre pronti, naturalmente io non dubito che abbiano sicuramente avuto meriti gli amministratori che hanno guidato il comune, tuttavia quando di fronte a una situazione del genere non riesci a fare sintesi al tuo interno, io penso che sia un limite che poi non è che i cittadini, non stiamo parlando di metropoli, stiamo parlando di comunità comunque in cui il rapporto è diretto tra tutti, viene sentito. Io penso che l'offerta che Miotto, insieme al gruppo che ha costruito e che è stato costruito negli anni, sta portando avanti, possa essere, spero che possa essere assolutamente una valida alternativa. Spero che i cittadini di Ponte di Piave possano cogliere l'occasione di queste elezioni che hanno questa dinamica per appunto poter rivivere un'amministrazione di tipo di centrosinistra, come già avvenuto in passato a Ponte di Piave. Relativamente a Spresiano, lì sappiamo che siamo in una dinamica anche di una figura estremamente carismatica come Marco Della Pietra, che cioè, sindaco uscente, di nuovo usato, e glielo riconosco, questo tipo di rapporto che lui rivendica col proprio comune, con i propri cittadini, insomma, per pesarsi in più contesti politici, per cui cioè le recenti regionali, vuole dire questo, le dinamiche interne non eletto dietro a Claudio Borgia di poco. Lucio c'è? Nick, mi fai sapere allora se abbiamo Lucio Zanato con Fabio Falliero. Ecco Lucio, non credo che tu sia, diciamo, dietro le sbarre, no? Adesso mi fate vedere cos'è, chiuso? Vice direttore, come stai? Bene. Sì, sono chiuso fuori. No, perché allora tu arrivi adesso, nel senso giustamente arrivi quando comincia lo spoglio, però noi siamo stati dentro fino a prima e abbiamo raccontato per un bel po' di tempo un po' di cose visto. generiche. Adesso giustamente ci hanno messo fuori, ma adesso finalmente posso parlare di politica anch'io, nel senso che fino a prima non potevo neanche nemmeno parlare di chi sono i candidati qui, lo ricordiamo. Intanto cominciamo con il sindaco uscente Marco Della Pietra,
che è diciamo così con Fratelli d'Italia. Poi invece abbiamo Maria Grazia Sossai che invece è Lega e Forza Italia con Spresiano Rivive, e poi Andrea Della Villa con Io Cambio Insieme, che sarebbe praticamente la coalizione di centrosinistra. Questo per raccontare finalmente Spresiano come sta andando alle urne. Giusto per fare un po' il punto della situazione, stante ai dati, ma lo vedremo poi alla fine un po' meglio, io ho un 45% circa, forse qualcosina di più, per quanto riguarda l'affluenza alle urne, che è molto bassa se teniamo conto che 5 anni fa, cioè nel 2020, anzi 6 anni fa, nel 2020, avevamo il 66,40%, quindi prova a fare un po' il calcolo di quanti punti in meno di persone che sono. È anche vero che nelle regionali, c'erano le regionali, e quindi le regionali attraggono molto. E in ogni caso comunque diciamo così che con questa votazione, se non altro, sono 20 punti percentuali in meno allo stato attuale, 20 punti percentuali meno di affluenza, 46,52 contro il 66,36. Senti, giustamente l'onorevole Coin, che è il coordinatore a caso, cioè ci fa notare che non dovresti stare proprio fuori dalla scuola, cioè ti hanno proprio allontanato, ti hanno respinto con perdite, com'è? No, non mi hanno respinto con perdite, però siccome tu sai che dentro ci sono le forze dell'ordine, anche perché devo dirti la verità, andare dentro... Puoi stare fuori, nei corridoi dicono no. Vi fa vedere... No, è per te che lo dice Coin. Aspetta lì Lucio, aspetta, dica Coin, aspetta. Quando si vota, il presidente di seggio ha parte della stanza che è dedicata allo scrutinio e ai rappresentanti di lista. Nella stessa stanza può spostare anche il pubblico ad assistere fuori dalla parte recitata, ma non fuori dalla scuola, ma non esiste. Ma non esiste. Siamo nella stessa sezione. Ma io ho fatto rappresentanti di lista in talmente tanti posti, faccio parte della giunta per le elezioni. Lucio, ti stanno trattando male proprio. Lucio, com'è? Politico. Sto bene così, anzi siamo all'ombra, non siamo neanche sotto il sole, va benissimo. Cioè qui lì il presidente dei seggi lì fermo, non segue agricoltura il mercoledì sera, questo qui, diciamolo, perché evidentemente no. È più realista no, ma oppure proprio perché segue agricoltura e dice ti tiene lontano. Vabbè. Scusa, non volevo interromperti, vai. Ascoltami. Volevo chiedere all'onorevole Coin come stanno vivendo sostanzialmente questa sorta di spaccatura all'interno del centrodestra, perché vuol dire, da una parte hai Marco Della Pietra, insomma, che vuol dire, è sempre stato, come dire, ben visto, ben accettato, ben voluto dalla Lega e non solo, e adesso se lo trovano avversario. Tra l'altro loro sono con Forza Italia, e vediamo che a livello nazionale non è che Lega e Forza Italia, come dire, dialoghino d'amore e d'accordo, anzi sembra che siano tra gli opposti estremi. Mi sembra di vedere i democristiani, scusa se ti dico questa cosa, con i Dorotei centrali e poi avevi i Fanfaniani e i Morotei dall'altra parte, però stiamo tornando su quella strada lì. E allora come state vivendo? Noi abbiamo già affrontato il caso Spresiano e anche Ponte di Piave, però sentiamo di nuovo qui. Marco Della Pietra è anche un nostro ex, per cui... poi vi dico anche perché vi chiedo sta cosa. Marco Della Pietra è anche un nostro ex, per cui di solito agli ex non è che si vuole poi così tanto bene, perché quando uno se ne va a sbattere la porta, non è che... E dopodiché noi eravamo in maggioranza nella prima legislatura di Marco Della Pietra, dopodiché la nostra componente è uscita. Ricordo perfettamente che Marco Della Pietra nella prima legislatura è stata un'invenzione della Lega, perché l'allora responsabile elettorale, che era Massimo Candura, mi disse: guarda che se a Spresiano vogliamo provare a vincere in coalizione con il centrodestra, secondo me l'unico con cui possiamo provare è Marco Della Pietra. È un ragazzo brillante, sveglio, eccentrico, un po' eccentrico, però proprio per queste caratteristiche magari si può tentare di fare il colpo gobbo. Io avrei fatto un'altra operazione invece su Spresiano, poi non l'ho neanche proposta perché francamente non era possibile. Non è stato tanto un ragionamento di Lega, di centrodestra spaccato, ma si poteva spaccare tranquillamente Fratelli d'Italia, perché se i nostri avessero detto: guardate che va bene un candidato di Fratelli d'Italia, purché sia ad esempio Roberto Fava e non Marco Della Pietra o altri nomi, di fatto avresti incrementato una tensione già interna a Fratelli d'Italia, che oramai è talmente evidente in tutta la provincia, però non avete voluto alimentare, che alla fine non è stata fatta, perché noi ci teniamo comunque al centrodestra, nonostante non in tutte le città si riesca ad andarci assieme. Cosa, Lucio?
Volevo arrivare proprio là, perché devi sapere che noi che consumiamo le scarpe, quindi stiamo come dire, in mezzo agli elettori anche se con 30 gradi all'ombra, una sensazione che abbiamo avuto, e glielo dico proprio all'onorevole Coin, è che qui questa cosa del centrodestra spaccato l'hanno digerita male, ci vorrà molto Alka-Seltzer, come si potrebbe dire normalmente, nel senso che bisogna digerire con un po' di citrosodina questa spaccatura, perché in realtà il centrodestra funziona quando si è tutti insieme, e la domanda era proprio questa: perché uno come Roberto Fava, che insomma voglio dire ha una bella storia politica dietro alle spalle anche con il papà e ha una discreta storia politica anche come vice sindaco di Spresiano, poteva essere un elemento, come dire, di unione collante, come si diceva una volta nella Prima Repubblica, tra le diverse correnti del centrodestra. Perché in campagna elettorale anche il papà ha detto che non lo avrebbe votato. Adesso non sto dicendo una sciocchezza, è intervenuto. Ma lì è intervenuto una serata di Maria Grazia Sossai, dove ha detto di sostenere Maria Grazia Sossai perché questa amministrazione non aveva fatto bene. Era il papà di Roberto Fava, che poi ho trovato la domenica successiva in piazza e ha ribadito esattamente quel concetto. Quindi... Allora, Lux, fermi, tra poco tra l'altro l'ho detto arriverà anche Claudio Borgia, ci spostiamo nell'area Marchiori che è di nuovo con lei a Venezia, però ho visto l'assessore Costalonga. Torre di Mosto, veneziano, Cavallino ancora non ce l'ho dati, ma vediamo, Venezia vi avevamo detto gli exit poll fin qui che sono stupefacenti, almeno poi vedremo i risultati reali. Avanti Elisa Rossetti di Insieme si può col 60% quasi, 59-87, ma è una sezione su 5, il centrodestra indietro con Andrea Marchesin al 40,13. Questo è il dato Torre di Mosto. Posso farvi vedere, se possiamo, anche vabbè, questo per voi, certo, va benissimo per voi adesso. Vediamo Cavallino Treporti, come detto, ancora niente, anche su Venezia dati reali ancora nulla tra gli 8 candidati ovviamente, ma tra un po' si muoverà e molto. Ilaria con l'assessore Costalonga, se non vedo male, ancora a Venezia. Vai Ilaria. Sì, vedi benissimo Ferdinando, è proprio l'assessore Sebastiano Costalonga. Allora, Costalonga, come commentiamo questo primo dato? Beh, gli exit poll stanno dando insomma messaggi incoraggianti. È logico che anche tra i vari sondaggi che sono usciti, insomma, lascia il tempo che trova, però io che ho seguito la campagna elettorale in lungo e largo, perché sono andato in tutto il territorio del Comune di Venezia, dalla terraferma alle isole a Venezia Centro Storico. Io ho visto veramente tanta gente che credeva insomma di poter dare la chance al centrodestra di governare ancora questa bellissima città, e ho trovato tanta gente insomma che chiedevo a loro di aiutarmi ed erano felicissimi di farlo, addirittura con video che insomma fare un video con un candidato è sempre un esporsi, e soprattutto nei commercianti, nelle attività dove io insomma ho collaborato, ho lavorato, erano sempre disponibili, anzi chi non faceva il video con me mi chiamava a casa per dirmi vieni a fare il video perché ci tengo a darti una mano, quindi questo è un messaggio che è positivo di gente per strada, è quello che noi insomma facciamo, perché insomma la Lega è il sindacato del territorio e siamo sul territorio, quindi questa è l'indicazione che io ho avuto e spero insomma si riporti anche nei voti. Sì, li abbiamo visti alcuni di questi video. Costalonga lo fa un bilancio insomma di questi ultimi anni di attività di amministrazione soprattutto? Ma noi abbiamo dato l'anima il possibile per questa città, per rimettere a posto le cose. Beh, io per quanto riguarda il commercio, abbiamo rifatto tutti i regolamenti possibili del Comune di Venezia per quanto concerne appunto il commercio, quindi è stato 5 anni di fatica perché uscivamo dal Covid, anzi io ero stato eletto in pieno Covid e pensavo di essere l'assessore di nessuno perché le attività erano tutte ferme, e quindi è stata dura lavorare in certe situazioni, l'abbiamo portata comunque a termine, io veramente non posso recriminarmi nulla, tutte le cose che io avevo in testa sono riuscito a farle, e quindi insomma l'unica cosa che spero è di continuare per vedere anche i risultati, perché tutte le iniziative che io ho fatto come l'antipacottiglia, i risultati li vedi nel lungo termine, e quindi spero di esserci. Ecco, quindi non è vero che non è stato fatto nulla come hanno sostenuto molti degli gli altri candidati. No, io penso che chi va a vedere le carte, i documenti, anche solo tutti i bandi fatti dal Comune di Venezia nell'albo pretorio, ti accorgi di quanto lavoro è stato fatto come amministrazione. Forse
la fatica era raccontare il tanto lavoro, perché appunto il sindaco Brugnaro ci dava sprono a continuare a lavorare e fare tante attività, tante iniziative, quindi forse era più difficile raccontarle tutte. Però insomma il bilancio è sicuramente positivo e noi crediamo di poter continuare a portare vantaggio alla comunità veneziana, perché questo è il nostro scopo. L'ha sentito per caso il sindaco Brugnaro nell'ultima ora? No, non ho sentito nessuno. Sono appena uscito in giro a parlare con la gente ancora fino all'ultimo secondo, e soprattutto vedere un po', tenere alta, diciamo, il morale ai rappresentanti di lista che sono lì fino all'ultima nei seggi a difendere i nostri voti, e quindi a loro veramente Ilaria, arrivo da te tra poco. Sostegno e un ringraziamento, perché insomma ringrazia l'assessore. È vero anche che poi uno dei commercianti, diciamo, simbolo, anche Claudio Venier, è un candidato sindaco, quindi no, è uno degli 8. Allora vedo già Chiara Gaiani, alla quale arriviamo tra pochissimo. Baldan, se arrivano dati mi dica subito, noi siamo qui per quello. Campodarsego vedo che ha 2 sezioni su 14, poco, ma insomma andiamo a leggere. Uno di voi, Walter Gallo, avanti col 55,83, Denis Barison 27,79, Alessandro Dal Corso 16,38, Campodarsego, Alta Padovana, quindi in provincia di Padova. Andiamo a vedere ancora Venezia se si muove qualcosa, nell'unico Torre di Mosto che vi abbiamo detto, Vicenza ancora niente, ma adesso andremo a Monselice da Chiara Gaiani. Cosa arriva lì? Ma niente, è arrivato qualche dato che dice? Parziale. Favaro per esempio, dove va avanti il centrodestra, non so la percentuale, e Burano, l'isola di Burano, dove il centrodestra è avanti, ma non so la percentuale. Non che confermi gli exit poll, perché si parla di exit poll, no, è uno praticamente. Però da questa devo dire la verità che anche Favaro fa poco testo sotto questo punto di vista. Dove era l'ex assessore, il distretto, l'ex assessore, non sbaglio? Boraso, no? Era lì, abitava lì, abita lì, e quindi un po', però credo che i dati più importanti vengano dal centro di Mestre, da Chirignago e poi dal centro storico di Venezia, sono i dati più importanti dal mio punto di vista. Coin ha qualcosa, dai? Sì, su Spresiano mi danno, insomma, va avanti Marco Della Pietra. Insomma. Quindi su Spresiano quanti, cioè, diciamo, in percentuale? Noi siamo a 0 sezioni su 9 ufficialmente qua. Su qualche seggio scrutinato, 2 o 3 seggi scrutinati, si prende il 50% circa dei voti, quindi gli altri 2 candidati si dividono al rimanente. 50, rimanente 50, quindi va bene. Chi ho intravisto, Chiara Gaiani, mi pare, con Cristian Roque Allende. Chiara, tu sei a Monselice, dico bene? Anche lì centrodestra spaccato dopo l'elezione di Giorgia Bedin in Consiglio regionale, no? Lì c'è il reggente Stefano Peraro, ricandidato. Dai, prego. Sì, c'è il reggente Stefano Peraro ricandidato, contro di lui Fabio Conte, che peraltro è stato già sindaco di Monselice, sostenuto da UDC e da Forza Italia, e poi il campolargo del centro-sinistra che si presenta con Franco Ennio. Quindi c'è grande incertezza, lo spoglio è iniziato e vedremo appunto come andrà a finire probabilmente quella di Monselice, dove sono 20 le sezioni da scrutinare. C'è anche una sezione ospedaliera, è sicuramente il risultato più incerto in provincia di Padova. L'altro caso è il Bignasego, lì le sezioni sono 19, ma diciamo c'è proprio la sfida, chiamiamola classica, centrodestra contro centro-sinistra. Valentina Luise da una parte già assessore nella giunta Giacinti è assessore in regione, quindi si è dimesso dalla carica di sindaco. Per il centro-sinistra Alberto Bettella. Ne approfitto velocemente per darti una notizia: in provincia di Padova c'è il primo sindaco eletto, Lara Burato, che è candidata a Masi con una lista unica. C'erano 2 sezioni, il quorum del 40% è già stato superato nella serata di ieri. Facevi tu un cenno a Campodarsego, è il comune della provincia di Padova dove si è votato meno. Pensate, il 45% degli aventi diritto sono andati al voto, e chi citavi, ovvero Walter Gallo prima, è il sindaco uscente, per cui per ora insomma si profila una vittoria. Affluenza si è un po' ripresa in provincia di Padova in queste ore. Qui per esempio siamo arrivati al 60%, solo 6 punti in percentuale rispetto alle altre amministrative. Al Bignasego 55, a Masi hanno votato molto, il comune della provincia in cui si è votato di più. Oltre il 61. È un caso perché ha perso circa
Sì, a Masi oltre il 61%, sì, lo dicevi, a Campodarsego si sono persi 15 punti percentuali, vado a memoria, quindi davvero un sinonimo di disaffezione al voto su cui secondo me c'è da riflettere. Allora, Campodarsego, che citavi tu adesso, ha 45,21 di affluenza ed è più di 24 punti sotto a 5 anni, 6 anni fa, 69% era allora. E in effetti hai citato i dati giusti, fino a questo momento il comune in cui più si è votato è Masi, 61,27 nella provincia di Padova, che hai analizzato tu. Campodarsego 45,21, lo vedete qui, contro il 69,03 della tornata elettorale amministrativa precedente. Va sotto anche Carmignano, ma insomma allora fu un vero record con quasi il 71% di affluenza, così come Bovolenta, insomma, oggi è al 60,98, quindi dal 71 al 61, diciamo. Questo è appunto il caso Carmignano. Sì. Va bene. Chiara, hai altro da aggiungere? Ma direi di no, noi adesso ci spostiamo, andiamo a cercare di capire in quale dei due comuni posizionarci, sia del Bignasico o se a Monselice, dove è probabile si profili un ballottaggio. C'è una zona in cui ci sono entrambi, diciamo, i candidati che potrebbero arrivare a questo ballottaggio. Adesso con Cristiano Caiende vediamo in che zona metterci i primi risultati, non prima delle 5 né da una parte né dall'altra. Allora, grazie a Chiara Gaiani, a tra poco. Qui mi dicono, mi segnalano giustamente anche Silea. Questo vi interessa, là dove era sindaco Rossella Cendron, che è stata eletta con le civiche venete, era a sostegno di Giovanni Manildo in regione. Vediamo cos'è il dato che ci dà qui. Angela Trevisin, Silea oggi 45,16, Deborah Leonardi 29,25, Federica Melotto 25,59. Mi pare che questo sia il quadro, poi adesso andiamo a vedere ancora più nel dettaglio di qua. Cosa dite? Continuità. Insomma. In continuità, risultati, sì, sono questi tre. A giorno c'è un seggio di Venezia dove Martella è al 57 e Venturini al 43. Quindi area Boraso avanti insieme a Venturini, e questo da dove viene? Questo viene dal centro storico. Centro storico, quindi... Martella 57, Venturini 43. Quindi Venezia centro storico, non terraferma per capirci, avanti Martella, una delle cose che era, no, si diceva prevedibile, e c'era anche questa. Chi abbiamo qua invece? Luisa Bertini? Allora fatemi vedere se abbiamo Luisa Bertini, credo da Lonigo, datemi conferma. Luisa? Ecco, mi senti tu Luisa? Vai, aggiorniamo anche così, guardiamo anche quelle grafiche lì, mentre tu commenti, vai. Sì, io sono in compagnia con il candidato sindaco Valerio De Toni, che ha corso per Valerio De Toni sindaco e per Lonigo, e Democratici per Lonigo. Un commento rapido sul voto. Nella tornata precedente, per tutto il Vicentino, in cui sono tenuti al voto, sono andati al voto 10 comuni, eravamo al 62%, mentre stavolta siamo arrivati al 52%, quindi un calo generale. Su Arzignano dal 57% al 54% di questa volta, e a Lonigo, con cui adesso parliamo con De Toni, dal 62% al 50% spaccato. Quindi anche voi, diciamo, avete questo trend di calo. Sì, esattamente, anche noi abbiamo perso 12 punti, la giornata, anzi le giornate estive probabilmente hanno portato la gente fuori città, però effettivamente non solo quello, purtroppo c'è una disaffezione e questo non è una bella cosa. Ecco, disaffezione, e diciamo dal sentore, io prima ero in uno dei seggi ad Arzignano, non a Lonigo, mi dicevano che pochissimi giovani in realtà hanno votato. Qua a Lonigo come è andata secondo il sentore? Insomma? Secondo me è meno accentuata questa diminuzione di giovani, perché noi abbiamo avuto sia nelle nostre compagini ma anche nelle compagini dei miei competitor una bella schiera di giovani. Quindi probabilmente vorrei dire che sì,
i giovani hanno votato di meno, ma non credo che sia quello il motivo di una così drastica diminuzione. Ecco, adesso in attesa del voto, ecco, le aspettative, un po' lo humor della cittadina? Dunque il nostro humor è, l'ho sempre detto dall'inizio, noi vorremmo arrivare ad un ballottaggio. Speriamo di farcela, ecco. È chiaro che un sindaco uscente dopo 5 anni di governo è il favorito, difatti dalle notizie che stiamo ricevendo dai seggi sembra che questa sia la tendenza, però ce la giochiamo, dai, ce la giochiamo. Ecco, io ricordo che Lonigo insieme ad Arzignano ha un po' gli occhi puntati qui nel Vicentino, perché rappresentano i due comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, quindi papabili per un eventuale ballottaggio. A Lonigo ricordo che 5 sono i candidati, 12 le liste complessive e se la giocano anche 3 ex sindaci, uno appunto in carica, Giacomello, che si è ricandidato. Per il momento da Lonigo è tutto. Va bene, grazie a Luisa Bertini che è con Simone Squarcina a Lonigo. Ho intravisto, non fate, guardate che l'ho visto. Dov'è Erboit? Per me? Ti ho intravisto, imperversare. Cristian, dove ti trovi? Direi, insomma, Castelfranco su questo non ci sbagliamo, no? Dai! Siamo nell'iconica Piazza Giorgione, Ferdinando, con Diego Giovine, uno dei 5 candidati sindaco, il primo che ci mette la faccia in questo pomeriggio elettorale. Diego Giovine, candidato sindaco per la lista Onestà e Trasparenza. Giovine che fino al 2023 era consigliere comunale di Fratelli d'Italia, quindi è una bella spina nel fianco per il centrodestra, sa di esserlo. Giovine che ha un curriculum molto lungo, perché è stato nella Polizia di Stato per decenni, è attualmente segretario dell'FSP provinciale per Treviso, ha operato a lungo nel caso Una Bomber ed è stato anche componente della scorta di Giovanni Falcone. Insomma, questo per presentarla al nostro pubblico per chi non la conoscesse. Come interpreta i primi segnali che arrivano dalle urne? Perché insomma i 3 candidati Ghimenton, Pozzobon, Manente, insomma, se la stanno contendendo. Sì, diciamo che è tutto scontato, cioè nel senso noi abbiamo partecipato come lista civica, chiaramente non avevamo tante ambizioni perché siamo trovati degli amici per fare del bene a Castelfranco Veneto, noi abbiamo puntato tutto di dialogare con la gente, non siamo un partito, un movimento politico, siamo persone del mondo civile e soprattutto crediamo di aiutare questa città che fino adesso è entrata nel baratro. Nel baratro addirittura lei nel 2023 è andato sbattendo violentemente la porta da Fratelli d'Italia. Sì, sono andato via perché ero stato richiamato più volte dai vertici perché non dovevo praticamente avere dei dubbi su cosa votare in Consiglio Comunale. Mi dicevano: tu fai parte della maggioranza, devi alzare la mano e votare sempre a favore. Io mi sono espresso in maniera educata, gli ho detto: guardate che il consigliere comunale porta le istanze dei cittadini, i cittadini mi dicono questo, io voto in base a quello che mi dicono i cittadini. Certo, faccio parte della maggioranza, ma se una cosa non va bene per la città io non votavo contro ma mi astenevo. Poi lei, Giovine, non ci ha più visto un giorno quando ha chiesto di titolare una via, una piazza, mi spiega un po'. Lì è stato proprio il finale di tutto quanto. Se avevano una speranza di un mio ritorno è cessata perché ho presentato l'interrogazione per intitolare un parco agli 8 colleghi morti della strage di Falcone e Borsellino. 8 morti per la patria non avevano colore politico e me l'hanno bocciata Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, e questo ho capito che praticamente era chiuso definitiva perché 8 morti per la patria, bisogna votare tutti a favore sempre. Lei tra l'altro è stato componente, lo ripeto, della scorta di Falcone. Ho avuto il piacere di scortarlo negli anni '80 quando il dottor Falcone veniva a Milano, io ero all'antiterrorismo di Milano e ho avuto il piacere e l'onore di scortarlo. Erano le prime indagini che facevano sul riciclaggio
riciclaggio del denaro sporco a Milano, e si incontrava col pool, e ho avuto una persona molto educata, molto umile, parlava poco, mi ricordo l'ho scortato una decina di volte, e l'ultima volta le 2 parole che hanno fatto, sapeva che era l'ultima, ma ha fatto una battuta, ha detto: ma qua il sole a Milano lo vedete mai? E gli ho detto: difficile, perché c'è sempre nebbia, abituato a Palermo sicuramente c'è una differenza incredibile. Insomma, sono ricordi personali ma anche di collettività comunitaria. Le chiedo solo un'ultimissima cosa: nel caso di ballottaggio lei chi appoggia? Devo confrontarmi innanzitutto con la lista e quei cittadini, perché mi hanno votato i cittadini, poco o tanto che prendo non lo so. Una volta confrontato con loro decideremo sicuramente, dico in anticipo, dopo quello che mi hanno fatto il centrodestra, presumo proprio di no. Quindi lei, da ex consigliere di Fratelli d'Italia, un passato nel movimento sociale, lei sta dicendo che è più facile che lei sostenga il centrosinistra alla Grimenton che il centrodestra con Pozzobon. Attualmente le cose sono così, anche perché loro mi hanno chiuso tutte le porte in faccia, e non trovo giusto per i cittadini che abbiamo fatto questa lista assieme ai cittadini ritornino i miei passi, anche perché io non ci credo più in quello che diciamo è stato. Loro hanno pensato, dopo più volte in Consiglio Comunale, di votarmi sempre contro qualsiasi cosa presentavo, e lì ho capito che era la fine. Quindi insomma mi pare molto molto chiaro il suo messaggio quando non sono nemmeno le 4. Grazie Diego Giovine. Tra poco con Cristian Arboit, che è insieme a Nicoletta Rizzetto. Grazie davvero, e ringrazio Giovine, e ricordo appunto il 23 maggio è appena passato, quindi a maggior ragione abbiamo fatto anche bene a ricordare Falcone. L'affluenza definitiva a Venezia è 55-87, ricordo il dato shock sin qui, che non sta in quell'exit poll, ormai non sta più solo in quell'exit poll che vi abbiamo dato alle 15, Rai Opinio, con la forbice di un Simone Venturini avanti 47-51 e un Martella fermo dietro a 40-44, ma sta un po', Filippo, vengo da te, anche nell'umore, cioè mi sembra che ci sia un po', ecco, ci sono le orecchie basse nel centro-sinistra a Venezia. Ora voglio capire se davvero quindi sanno qualcosa più di noi e quindi si viene a confermare quell'exit poll, o hai un settore diverso. Vai Filippo. Allora, devo dire che il sentore è quello che hai detto tu, nel senso che in questo momento non vediamo più nessuno. Ci sono dei giri frenetici con i rappresentanti di lista per cercare di capire che cosa stia succedendo in giro, però al momento noi personalmente ancora non siamo riusciti ad avere alcuna informazione. Vedo che sono tutti che vanno e vengono, anzi degli esponenti politici che avevo visto ce ne sono veramente pochi. C'era il consigliere regionale Jonathan Montanariello del Partito Democratico, abbiamo visto l'ex senatore Ugo Bergamo, che è stato anche sindaco del comune di Venezia nei primi anni 90, però al momento non c'è nessuno, il che significa che ci si sta cercando di capire, diciamo, dalle notizie che arrivano dalle varie municipalità, se effettivamente questo dato sia vero o meno. Insomma, certo è che comunque è un dato che ha lasciato un po' tutti sotto shock, questo che non era un dato previsto, anche perché come avevamo detto in tutti i sondaggi che erano stati realizzati in queste settimane, anche quelli a ridosso del voto, che sono quelli poi che non possono essere diffusi per legge, sono a uso interno dei partiti e delle coalizioni, i risultati erano completamente diversi. Qualcuno dice, potrebbe essere lo stesso caso anche per gli exit poll, visto che di sondaggi si tratta, però al momento non... D'accordo, Filippo, siamo d'accordo. Il problema, dei momenti molto concitati. Il problema è proprio quello che ci stai raccontando tu, cioè un po' l'impressione che abbiamo che ci sia un centrosinistra in questo momento che un po' accusa questa botta, e che siano gli exit poll, permettetemi, vale fino a un certo punto. Siccome è già passata un'ora, qualche dato anche Baldan l'ha ricevuto, non so se ha qualcos'altro intanto. No, vabbè, chieda, va, no, che così. Chiedete che se cerchiamo di capire qui. E comincia un po' a cristallizzarsi questo scenario, dobbiamo pensare. Esatto, dobbiamo... Fai arrivare dei voti reali. Per quello vi chiedo, perché voi ce li avete prima dei dati reali, ce li avete dalle sezioni, gli amici, i rappresentanti di lista, via. Io non li ho.
Non li avete, va bene. Filippo, volevi aggiungere qualcosa? No, che il sospetto è questo, perché in altre occasioni poi sappiamo che c'è una struttura molto organizzata storicamente all'interno del centro-sinistra, per cui a me è capitato che in altre elezioni, dopo un'ora dalla chiusura delle urne, dall'inizio dello spoglio, iniziavano già ad arrivare parecchi dati e iniziava ad esserci un quadro piuttosto delineato. In centri molto più piccoli io mi ricordo addirittura che si è capito dopo 10 minuti addirittura, dovevano ancora iniziare a rendere pubblici gli spogli, già chi aveva vinto, chi aveva perso, e questa volta effettivamente non ci arrivano informazioni, però le facce che vedo non sono particolarmente soddisfatte. Va bene, vediamo, perché siamo, io l'hanno dall'alba ancora, no? Perché ripeto, l'abbiamo detto fin qui per un'ora, con tutto rispetto, si tratta di exit poll, è più l'atteggiamento che mi colpisce, però cosa? Prudenza. L'atteggiamento penso che sia assolutamente normale, nel senso che non sto, cioè, sì, però di solito qualche candidato, diciamo uomo di donna di area, noi lo intervistiamo. È un dato che non era aspettato, per carità, penso che la prudenza sia necessaria. Ribadisco, io mi sono trovato in diverse situazioni in cui è uscito un dato sugli exit poll, si è tutti partiti, perché nel senso, come diceva Queen prima, c'è qualcosa di qualcosa dobbiamo parlare, è la prima roba che si riesce a parlare, c'è anche una tensione comunque che guida i politici fino a quelle ore 15 quando scatta, che vorremmo già sapere tutto. Capisco che da parte del centrodestra con l'assessore appunto ci sia stato un certo tipo di scioglimento rispetto a questa cosa qua, eccetera, perché c'è una controtendenza rispetto a quello che magari si sapeva, però calma, cioè un'ora vuol dire che seggi che hanno 500-600 schede da scrutinare, tenete conto che quello comunali è uno scrutinio abbastanza complicato, perché poi ci sono le preferenze, ci sono i voti disgiunti, ci sono tutta una serie di cose da considerare che richiedono un attimo di tempo, e lo dico con sincerità, se un'ora almeno è il tempo che più o meno anche le municipalità certo, tra l'altro sono 2000 candidati, no? A Venezia, tra la municipalità e il comune. Stiamo parlando di un comune enorme, per cui nel senso è una cosa che non è un caso se adesso non abbiamo neanche una sezione caricata. Quello lo dico perché è un caso più unico che raro questo in Veneto, di un comune di questa dimensione, nel senso estensione eccetera, per cui abbiate pazienza e adesso riusciremo a capire, anche lo dico anche a me, di avere pazienza, perché chiaramente... Allora vi faccio vedere un dato reale, una sezione su 6, questo è Sant'Angelo di Pieve di Sacco, quindi siamo a Padova, avanti Angela Furlanetto 52,35, dietro Moreno Maniero 47,65, ecco qua, grazie ragazzi, con le grafiche di Francesco Ceron e grazie ad Alberto Pivetta. Andiamo a vedere rapidissimamente, poi fatemi sapere chi ho, perché giriamo altri collegamenti. Vicenza ancora no. Dati reali, Verona ancora, ecco, Soave interessante, perché il sindaco uscito diciamo è Matteo Pressi, che è un apprezzato sostenitore di Alberto Stefani, molto vicino al governatore Alberto Stefani, già sindaco dicevo appunto di Soave, quindi eletto, e lì ha dovuto lasciare l'amministrazione comunale. Denis Adami avanti per Soave col 67,69, Gaetano Tebaldi 32,31. Hanno eletto il sindaco di Zoppè di Cadore, se vuoi sapere. Sì, no, quello sì, dove c'era l'unico candidato, no? No, c'erano in due. No. Hanno caricato la sezione, ha vinto Simonetti Paolo. Vedete, Zoppè di Cadore, eccolo qua, 16,02, eletto Paolo Simonetti con l'83,33%. Meraviglioso, con Bronza Squerte, che è la lista, dico, no? Quindi 85 voti meritati. Anche questo, 83,33, una sezione, possiamo esploderlo, il dato. 75 voti, 15 ne ha presi invece Igor Simonetti. Va bene, poi noi abbiamo anche Tiziana Bolognani, quando è pronta si collega anche lei da Belluno. Stavo guardando dove ero arrivato, Verona, avevo detto il comune di Pressi che va avanti, vediamo, torno lì, Verona, via, Soave, eccolo qui, lo scrutinio, ricominciamo, Verona e... Vedi che mi ha fatto perdere lei, che mi distrae. Soave, eccolo qua, avanti per ora Denis Adami, una sezione su 6 col 67,69. L'altro che aveva un po'
di dati e sempre nel veronese era, vediamo un po', Trevenzuolo, in corso lo scrutinio, il risultato vediamo, Eros Torsi col 53,41, una sezione su 3, Paola Reani col 46,59. Andiamo appunto ancora, Belluno l'abbiamo visto, con Zoppè di Cadore, Padova vediamo ancora sempre Campodarsego, sempre 2 sezioni su 14, Rovigo ancora niente, parliamo sempre solo di dati reali in questo caso nel momento in cui li leggo io. Treviso sempre solo Silea, con una sezione su 10, anche quella l'abbiamo già vista, la possiamo anche rivedere perché qualche minuto è passato, e c'è avanti Angela Trevisin con 45,16, dietro Deborah Leonardi 29,25, Federica Melotto 25,59, e siamo arrivati ancora a Venezia, dove Torre di Mosto ve l'ho già letto, Cavallino e Venezia ancora hanno 0 sezioni su 13 per quanto riguarda i risultati reali. Verona sempre le 2, Soave e Trevenzuolo. Vi finiamo con Vicenza, dove ancora nessun dato reale, 16,07 in questo momento. Fatemi vedere uno sconsolato Filippo Fois, che di solito è abituato a intervista. Ah, ma ce l'ha allora, fai vedere, non mi sembra Montanariello quello che vedo nell'inquadratura. Filippo, eccolo là invece, compare il consigliere regionale Jonathan Montanariello. Vai Filippo, PD. Allora, Montanariello, la domanda che ci stiamo facendo tutti è come siamo messi. Stanno arrivando delle notizie dalle sezioni? Ma ancora presto, vorrei ricordare che quando fai uno spoglio su una città grande con 6-7 candidati sindaci, ci sono praticamente, lo dico dopo anni di esperienza da rappresentante di lista, le operazioni pratiche di aprire, mettere tutte le schede insieme, dopo contarle, vedere quelle schede quanto cubano nel totale, perché non conti solo Venturini Martella, cioè se uno ha 10, uno ha 11, devi vedere se dopo gli altri ne hanno 3, 4 e quindi se sono 10 su 25 o 10 su 21, cioè la percentuale è una cosa molto più ampia, è normalissimo, insomma dopo un'ora finito ci sono i verbali, si prende nota delle nulle, delle bianche, delle affluenze, quindi insomma credo sia normalissimo dopo un'ora, soprattutto su un comune che cuba oltre 200.000 residenti. Ecco. Senta, comunque questo risultato che è arrivato dall'exit poll, diciamo, è stata una sorpresa. Ma guardi, io gli exit poll, con tutto il rispetto per chi li fa, ma non gli do un valore scientifico, soprattutto quando sono sulla lama di un punto, voglio dire. Anche col referendum gli exit poll, nonostante erano 7, 8, 9 punti di previsione, cambiano. È evidente che un punto percentuale sono 4 sezioni corpose che vanno pro uno o pro l'altro. Quindi credo che quando l'exit poll sia di un punto con 7 candidati che fanno la percentuale, o è schiacciante 70-30 e allora dici ma l'exit poll di un punto credo non abbia nessun valore scientifico, soprattutto a pochi minuti dei dati oggettivi e reali. Quindi... Secondo lei quanto ci vorrà prima che ci si faccia un'idea più o meno di quella che è la tendenza? Poi più che altro a questo punto ci si chiede se si andrà o meno al secondo turno. No, io credo che se noi siamo qui fra un'oretta sia già un quadro chiaro, anche perché vorrei ricordare che ci sono sezioni che cubano poco, sezioni che cubano migliaia di voti, vanno contate le preferenze, vanno fatte le percentuali, quindi credo che non è semplice, soprattutto per gli addetti ai lavori che hanno una grande responsabilità su questo. Insomma, non si può pensare che dopo un'ora sia il risultato di una città di 200.000 abitanti, cioè, insomma, va bene tutto, ma e quindi insomma aspettiamo i dati reali con fiducia. Quindi, aspettiamo, allora, i candidati sindaco sono 8, per cui ci sono diversi conti da fare, bisogna scrutinare anche le schede della municipalità, per cui cerchiamo di pazienza, aspettiamo. Ma poi devi fare la percentuale, tu non devi vedere le schede di uno o dell'altro, devi vedere le schede di tutti per capire la percentuale come Cuba, cioè il ballottaggio è fatto a percentuale, non è fatto a quanti voti prende uno. Quindi dobbiamo sempre partire. Dopo anni di esperienza ai seggi, io lo posso garantire, insomma, che non è facile. Le chiedo se rimane ottimista ancora. Ma rimaniamo cauti, attendiamo, insomma, e parla il nostro candidato sindaco per tutti, punto. Beh, prima parleremo ancora, ci rivedremo. Comunque intanto grazie a Jonathan Montanariello e la linea può tornare da te, Ferdinando. Sì, grazie Filippo, proprio per l'esperienza che ha Jonathan Montanariello, qualche dato anche lui lo riceve, quindi sfrutta questa possibilità, Filippo. Qui chi abbiamo? Arboit? Christian? Sì, fatemi salutare
No, è Mirko Cavallin. Ok, Mirko, arrivo subito da te, qualche istante. Fatemi salutare il capogruppo in regione per Fratelli d'Italia, il consiglio regionale Claudio Borgia. Buon pomeriggio, ben trovato. Buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito. Commento flash, volete litigare subito? Diciamo, parliamo di Spresiano, oppure... Io solitamente sono abituato ad attendere i dati certi. Dite, sì, ho capito. Dai, che fa? Ci rivediamo più tardi allora? No, chiudiamo tutto? No. Esatto. Chiudiamo... ma arriveranno adesso i primi seggi. Come siamo messi? So che stiamo a fare qui. Adesso Venezia non possiamo commentare degli exit poll, visto le ultime regionali dove ci davano primo partito e ci siamo svegliati invece abbondantemente sotto la Lega. Sì, ho visto anche Montanariello diciamo non condividere il tema degli exit poll. Devo dire che l'ultimo exit poll invece che quello sul referendum invece è stato pienamente azzeccato. Sì, no, vabbè, ok, è diverso. Vediamo. Chi l'ha fatto l'exit poll? La Rai Opinio. Rai. Adesso Rai allora dovrebbe andarvi bene questa volta. Scherzo. Questa Rai. Scherzo. Vabbè, battuta. Telemeloni, ancora con Telemeloni. Sto scherzando. Va bene, dai, posso permetterlo perché è lunga oggi. So che sapete che non scherzo. Exit poll certificato. No, ma io dico una cosa però, il Ministero della Cultura mi dispiace, ma anche questa volta il dato dell'astensionismo è un dato che fa riflettere anche nel Veneto. A Venezia sono 7 punti di meno quasi. Andiamo a vederla, sì. Sembra più che la gente eventualmente abbia risposto negativamente all'amministrazione precedente, rimanendo non andando a votare piuttosto che votare differentemente. È un dato su cui riflettere perché anche in Veneto continuano queste emorragie di persone al voto e questo deve far riflettere anche una regione come la nostra. 6 punti circa, diciamo, no? Non sono pochi però. 6 punti circa in meno di affluenza rispetto a 6 anni fa, perché ricordo appunto l'amministrazione è stata lunga di fatto 11 anni, no? Più o meno. Cos'è? Ancora un'altra proiezione? Cosa dice? Fermi, che se avete dati non è che ve li commentate da voi, me li dite. Mi hanno detto sono uscita una proiezione. È uscita una proiezione, ma la proiezione non commenta neanche le proiezioni. No, che fa? Ci rivediamo dopo le 6? Mi hanno detto è uscita una proiezione, non so dove. Va bene, ragazzi, controllatemi la proiezione per favore. Venezia. Immagino, è ovvio. Adesso vi faccio vedere comunque i siti nazionali. Restiamo fermi, mi pare, agli exit poll per quanto riguarda Repubblica. Sempre quella forbice che vi ho letto all'inizio, alle 15, pochi istanti prima delle 15. Vi faccio vedere anche il Corriere con un aggiornamento. Insomma, qui titolano centrodestra avanti a Reggio Calabria, Venezia e Arezzo, come già vi ho detto più volte. Vediamo se riesco a ridurre, scusate, la dimensione, eccolo qua. Affluenza 60,6%, siamo al 61% diciamo amministrativi, dato nazionale circa, questo quindi è quello che per ora vi possiamo consegnare come dato del momento. Andiamo velocissimamente in attesa di sapere la proiezione. Nick, se puoi controllare per favore quel che ci dice Marco Zabai. Per quanto riguarda gli scrutini, io vedo a 9, siamo in provincia di Vicenza, dove c'è Mirko Cavallin con Edoardo Paris. Mirko, a noi non risulta alcun dato reale, ovviamente. Se tu hai qualcosa, aggiornaci pure. Vai Mirko. Buongiorno Ferdinando, alle nostre spalle c'è un corridoio che pare abbia parlato dicendo che Luca Rebellato sarebbe verso la conferma. Luca Rebellato. Speriamo, ecco, è quello che posso dirvi. Il dato non è definitivo, però almeno il primo numero che è uscito è un numero positivo. Ecco, c'era già una sensazione in campagna elettorale dopo la spaccatura che c'era stata, il commissariamento di metà febbraio, cioè comunque lei percepiva un'aria positiva nei suoi confronti? Io ho ascoltato tante persone, tanti novesi che bene o male sono rimasti delusi di quello che è stata la scelta del gruppo che ha deciso di sfiduciare l'amministrazione precedente e quindi probabilmente noi gran parte dei voti che abbiamo perso
con la terza lista, li abbiamo recuperati proprio da quelle figure che sono al centro, quelle figure che hanno creduto nel nostro progetto. Ce l'ho. Scusami Mirko, perdonami, la proiezione, prima proiezione per quanto riguarda Venezia, Simone Venturini 50,7, Andrea Martella 37, quindi oltre rispetto a questo exit poll sta nel mezzo parte finale Venturini con vittoria al primo turno secondo questa proiezione, cioè sarebbe sopra il 50%. Parliamo di Venezia e prima proiezione Simone Venturini centrodestra 50,7, Andrea Martella 37%. Scusami Mirko, vai pure. Ecco, proprio legandomi a questo, il sindaco commentava, sentendo questo dato, questa possibile vittoria di Venturini del centrodestra al primo turno, torno sul suo simbolo, dove tutti e 6 simboli del centrodestra erano riuniti. Un grande lavoro che penso per la prima volta nel paese ma anche nel territorio ha unito 5 simboli dei partiti di centrodestra, grande lavoro che ha premiato e grazie al quale vorremmo puntare proprio per portare a 9 quello di cui 9 ha bisogno. Ecco, ricordiamo che la spaccatura a cui faceva riferimento Rebellato era quella della lista di Paolo Zanon, che ha come riferimento la Lega Nord, era il suo partito proprio ancora nei giorni scorsi, referente della Lega, invece il simbolo della Lega ha sostenuto Luca Rebellato. Al secondo posto, dalle voci sempre del corridoio alle nostre spalle, c'è Alessandro Pigatto. Allora, questa è la sensazione, l'applauso non è ancora scattato, ma ci rivediamo tra poco. Sicuramente, vi aspetto. Grazie, allora intanto da 9 è tutto, sembra si vada verso la riconferma di Luca Rebellato dopo 2 commissari prefettizi nell'arco di 4 anni. Mirko, grazie davvero per il tuo lavoro. Mirko Cavallin e Edoardo Paris, appena possibile torniamo da voi. Chi è? Ha organizzato un ring, anche Lucio Zanato, se lo conosco bene. Intanto vi ricordo 50,7% la prima proiezione Rai su Venezia con Simone Venturini avanti e addirittura uno scarto di 13 punti perché Andrea Martella sarebbe, secondo questa proiezione, al 37%. Se dovesse commentare questi dati, Borgia? Non li commenta, ma dico, se dovesse... Sono insomma straordinari, però visto che le ho detto che non commento gli exit poll o le proiezioni, più che altro perché visto che nella mia esperienza insomma siamo entrati da pazzi, siamo usciti cardinali. Aspettiamo, non c'è alcun dubbio, però ripeto, però sono incoraggianti visto che qualcuno già cantava la vittoria. C'è quello che viene consegnato alla prima parte della storia di questo pomeriggio, un stravolgimento rispetto alle previsioni, sondaggi, tutto quello che volete. Lucio, arrivo subito, commento flash, proiezione. Adesso appunto vedremo, è un dato comunque non esclude il ballottaggio in ogni caso. Sì, perché 50,7 è davvero un'incollatura. 55, insomma, per cui vediamo adesso. Se sta o meno sopra quel 50% Venturini per l'intero pomeriggio, Coin e poi Baldan, dai. È un dato, sì, sentendo quelli che potevano essere gli umori prima di oggi, è abbastanza una controtendenza rispetto appunto agli umori che c'erano, ma speriamo venga confermato una vittoria al primo turno su Venezia, sarebbe comunque un dato, anche perché i ballottaggi sono un'altra partita, sono sempre pericolosi e sono un'altra votazione, è una votazione secca tra i due candidati. Tutta un'altra cosa, rispetto al primo turno, no? Qui ci suggeriscono Sant'Angelo di Piave di Sacco. Cosa, onorevole? Non sono più i candidati consiglieri che spingono, che corrono, certo. Tanta gente magari pensa che un risultato possa essere scontato a vantaggio di uno piuttosto che a vantaggio di un altro e magari non va a votare, quindi è un'altra partita. Venturini 50,7%, Martella al 37%, proiezione Rai, ripeto, non sono più gli exit poll ma una proiezione sui primi possibili risultati, prima proiezione. Allora, Angelo Trevisin, torniamo a Silea, poi andiamo da Lucio, ma voglio sentire anche Baldan come detto, cambia qualcosa rispetto a prima, sono 4 sezioni, 42,69 Angela Trevisin, Deborah Leonardi 29,45, Federica Melotto 27,86, questo è il risultato finora a Silea, ripeto, 4 sezioni su 10, però non è l'unica, possiamo vedere anche altro. No? Cosa? No, è un risultato ampiamente
Noi ci eravamo confrontati già altre volte, avendo parlato anche... Cioè andava in continuità Silea? No, non va in continuità, perché quando hai il 60% al centrodestra e il centrodestra si divide e fanno metà per parte, vuol dire che non c'è... Che si è sbagliato. Che manca un pizzico di maturità a sedersi e trovare un candidato che possa essere condiviso dai cittadini, anziché dire io lo voglio fare. Sì, vabbè, dopodiché i cittadini comunque stanno votando assolutamente no, un'amministrazione che... No, al 40%. 40%, cioè i dati delle politiche, delle europee. Sì, però ragazzi, Spresiano, Silea, Ponte di Piave, cioè sono tre segnali di centrodestra. Ponte di Piave cosa? Come va? Vuoi sapere come va? Ma siamo dove il centrodestra di fatto. Due col centrodestra spaccato. Non ci sono risultati per ora. Immagino che Marco abbia vinto perché ho visto Roberto Fava, il vice sindaco, in collegamento. Ma è con Lucio? No? Sì, l'avevo visto con Lucio. Vedo già Ilaria però. Ilaria, se vuoi stiamo con te un flash, ma dobbiamo tornare da Lucio che era pronto con un suo ring, lì aveva allestito anche lui. Vai, allora commento sulla prima proiezione, anche questa, vai. Sì, eccoci qui con Cesare Busetto del Partito dei Veneti. Commentiamo questa prima proiezione, Busetto. Più che positiva, ci fa ben sperare, scaramanticamente non diciamo nulla, però è un bel segnale, se così fosse la città ha dato un segnale chiaro su almeno alcune tematiche che noi come coalizione abbiamo delineato e portato avanti. Ad esempio quali, Busetto, ricordiamolo? Ma guardi, io come Partito dei Veneti sicuramente la richiesta di avere Venezia a statuto speciale come Roma capitale, ma credo che sia stato determinante proprio gli argomenti trattati in questi ultimi 10 giorni, quindi il no alla moschea e la partecipazione in forza della compagine bengalese, della comunità bengalese in questa fase elettorale. Credo che questo abbia spostato molto una parte di elettorato anche di sinistra, se verranno confermati, perché ripeto sono scaramantico, se verranno confermati i dati che stanno arrivando adesso in questi momenti. Ecco, certo, naturalmente perché sono le 16:20, quindi abbiamo ancora qualche ora, esatto, siamo proprio all'inizio. Avete sentito dunque un primo commento, questa proiezione, nel frattempo restituisco la linea, ci sentiamo più tardi. Allora, anche a Recoaro, ma insomma questo lo sapevamo, Recoaro Terme, Armando Cunegato, sindaco, era unico candidato, quindi questo per quanto riguarda il Vicentino, e vediamo se oltre qualcosa a 9 si è mosso, una sezione su 5, Luca Rebellato 52-47, che è quello che ci diceva Mirko Cavallin poco fa. Allora, torniamo a Treviso, so che voleva sapere qualcosa in più, niente, siamo sempre a Silea, 4 sezioni su 10, Spresiano le risulta già vittoria? Beh, sì. Marco della Pietra. Sì, però c'era Roberto che era in collegamento. Sentiamo. Allora, Lucio, ci sei? Ha vinto di 24 voti. Quanto? Pare che De Pieri abbia vinto a Chiarano. Di 24 voti. A voi risulta vittoria di Stefano De Pieri? Roberto, sì, eccolo. Allora, Lucio, dai, tu con Fabio Falliero, ecco, l'ho detto che ha organizzato un confronto. Vai. Eccoci qua, certamente poi noi stavamo facendo già un primo ring, così anticipiamo un po' il lavoro tuo di questa sera. Sono con Roberto Fava, che è, come vedete, della Pietra Sindaco, siamo Spresiano, e poi invece sono con Valentina Bertelli, che invece io camminiamo insieme, che è la lista in cambio insieme, no, camminiamo insieme, cambio, perché poi stavamo raccontando la storia di Lovadina, ma questa te la racconto un'altra volta, perché altrimenti se no facciamo un collegamento in 7 ore. Roberto Fava. Allora, diamo un po' i dati, perché in studio non sono ancora convinti che il sindaco si riconferma quasi sicuramente. Intanto Lucio mi ha strappato allo spoglio mentre si analizzano le preferenze, per cui non c'è ancora nulla di definitivo. Però insomma le percentuali su questi due seggi sono molto a favore di noi e sembra che, insomma, da quello che sento dagli altri colleghi, che anche gli altri seggi lo siano. Una cosa però purtroppo bisogna dirla, che alle 15 di oggi siamo tutti un pochino sconfitti, perché il 46% di elettori per me sono una sconfitta, perché
vuol dire che la maggioranza degli elettori non è andata a votare, per cui non ha deciso chi faceva il sindaco. E questo è per tutti quelli che ci siamo impegnati sicuramente una sconfitta. 20 punti in meno di percentuale di affluenza. La percentuale che è andata è una percentuale importante e quella percentuale sembra stia riconfermando l'amministrazione uscente, insomma, e quindi aspettiamo ancora un pochino, ma torniamo a conteggiare le preferenze e vediamo come sono. Sto avendo delle buone soddisfazioni qui a Lovadina, che è casa mia, e quindi credo che sia premiata anche il lavoro dell'amministrazione che ha fatto in questi 5 anni, se i risultati saranno questi. Rimanga ancora qui con noi, perché poi dovevamo parlare del famoso sindaco Collante, perché abbiamo nell'altra, e invece con Valentina Bertelli, che invece della lista di centrosinistra, il vostro commento stando a questo primo inizio di spoglio di schede. Allora, come diceva appunto Roberto Fava, sembrerebbe che appunto la maggioranza sia per il sindaco uscente, che ovviamente non sarà più sindaco uscente, e noi comunque saremo un'opposizione molto grintosa. Ecco, questa è un'apertura diciamo del centro-sinistra, esatto. Grintosa ma anche costruttiva. Sicuramente, e con molto ascolto. Ecco, allora torno un attimo con Roberto Fava prima che scappi via, perché dicevano molti. Anche la collega assessore Katia Pol. Buon pomeriggio, però siccome Roberto Fava per molti era stato indicato come il volto, il nome di collante tra Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. No, io non ho mai messo la mia persona né come collante né come possibile candidato. La nostra squadra ha scelto di ricandidare Marco e io coerentemente ho continuato a seguirlo, ho continuato a seguire la squadra che ha scelto di candidare lui. Poi tutto quello che poteva essere e oggi non è un'altra storia. Oggi noi siamo partiti di nuovo con Marco, lo abbiamo ricandidato e mi sembra che otteniamo di nuovo una conferma del nostro lavoro, e questa è la cosa importante. Domanda cattiva, papà che dice? Oh Dio, sono passati i suoi tempi, sono passati. Questa è cattivissima, lo sapevo che era cattivissima. Finiamo con questa domanda cattivissima, se non hai domande, che comunque ti sente, a te la linea. No, grazie Lux, abbiamo un aggiornamento in merito alla proiezione, grazie davvero a te e ai tuoi ospiti. Per quanto riguarda Venezia, Venturini, come detto nella prima proiezione, che ha un campione del 5%, Opinio Rai, è Venturini avanti col 50,7%, così si dovesse mai confermare sarebbe vittoria al primo turno, Martella al 37%, terzo è Boldrin, altra cosa che invece si era ampiamente prevista, alla percentuale che avrebbe è del 3,6%. Non ho capito, ma Arboit è a casa di qualcuno, cioè cosa fa? Innanzitutto segnalo Zanato è entrato almeno, no? Sembra entrato nella scuola, quindi dopo la mozione di Coin, insomma, almeno ha avuto accesso alla scuola, Lucio Zanato che era fuori dalle cancellate. Io so che voi avete degli aggiornamenti, poi andiamo ad Arboit appunto di Castelfranco, cosa c'è? Borgia? Sto facendo i calcoli delle percentuali di Castelfranco. Ok, allora le do qualche istante. Guardi. Avanti il centrodestra, possiamo dirlo. Sì, certo. Dica almeno, dai, lo dica. A Castelfranco Veneto avanti il centrodestra e si andrà probabilmente, con molta probabilità al ballottaggio il PD è di poco avanti rispetto a Manente, però ovviamente non mi faccia fare come a scuola, dai, lo dica. Allora, dai, ma ci sono 30 passaseggi e non... Va bene. Che notizie ha lei? No, dai. nessuna di nuova. Radio Lega cosa dice, come direbbe Passerini? Passerini è quasi in pensione, quindi purtroppo Radio Lega. Chiarano, a proposito di Chiarano, lì che diceva... Chiarano la conferma rispetto a quanto ci ha appena detto Claudio, appunto, che dava per vincente Stefano De Pieri, ma non ho ancora questo... sì, abbiamo altri due sindaci, tre, allora, sono a Cibiana, abbiamo detto, l'avete visto, Matteo Posa con l'83,15 e una stazione su uno appunto ed è fatta. E poi c'era ancora... dunque dopo Cibiana abbiamo detto Zoppè, che abbiamo già citato, e Gosaldo, eccolo qua, 77,93%, eccolo qua, grazie ragazzi in grafica, Stefano De Zanche, 77,93%, viviamo Gosaldo, è lui il sindaco eletto. Avevo intravisto, qui che abbiamo Edi Caliman, va bene, andiamo allora al Comune di Venezia con Edi Caliman, che ancora non abbiamo salutato, che è insieme a Tommaso Migotta. Edi, tu mi senti? Hai qualche lettura particolare di arrivo, dati dalle municipalità? Vai pure.
Assolutamente. Ferdinando, ciao, buongiorno a te, ai telespettatori e ai tuoi ospiti in studio. Siamo qui nella sala stampa allestita a Ca' Farsetti per le elezioni. Sono arrivate proprio in questo momento i primi risultati degli scrutini. Intanto sono 558 i voti validi per Simone Venturini con un 60,19%, un 32 a 68 invece per Martella con 303 voti validi. Siamo circa 3 sezioni su 256. Si prospetterà infatti una giornata molto lunga, sono le 16:30, sono arrivati in questo momento i primi dati a un'ora e mezza dall'apertura delle schede da conteggiare. Vediamo poi un Michele Boldrini attestato al 2,37, Giovanni Martini con il 2,26, 1,18 Roberto Agirmo per Resistere Veneto. Quello che ovviamente ha stupito è questo ritardo, Ferdinando, perché appunto si attendevano questi dati molto prima. Questi dati tra l'altro stanno anche superando quelle che per il momento sono le proiezioni che avete commentato finora in studio. Poi non so se Tommaso, giusto, poi ti ridò la linea, un flash vice direttore sulla mappa del comune di Venezia che stanno cercando di mappare proprio con il conteggio dei voti, e quindi continueremo ad aggiornarvi da Ca' Farsetti qualora ci dovessero essere novità, e ovviamente con il conteggio delle diverse sezioni, ora 3 su 256. Se non hai altre domande, appena noi abbiamo novità, Ferdinando, ti richiediamo la linea. Scusami, in queste 3 sezioni, quindi tu ovviamente hai dati un po' più aggiornati rispetto ai nostri, vediamo un po', 3 sezioni, noi vediamo 2, eccole qua, andiamo a vedere anche i risultati, non i votanti ma gli scrutini di Venezia. Niente, ricomincio, faccio il giro, dammi tu se hai un aggiornamento. Ma lo vedo qui, eccolo qua, Simone Venturini il 54,02 e Martella 37,17. Ti risulta qualcosa di simile? Dati reali, io ho 2 sezioni, tu ne hai 3 però? Mi risulta... Esattamente, con Venturini al 60,19%, un Martella al 32,68% con 3 sezioni su 256. Questi sono i dati che arrivano proprio dal Comune di Venezia, quindi probabilmente arriveranno con qualche anticipo rispetto ai dati ministeriali che stai forse guardando proprio da studio. No, fra un quarto d'ora. Allora, tanto grazie Edi, abbiamo detto dati reali, ma certo 3 sezioni su 256, esattamente come però non è quell'incollatura del 50, qualcosina sopra appunto il 50%, 50,7 per le previsioni, la proiezione, però è addirittura a 60. Cioè, come dire, c'è una tendenza di una differenza notevole tra i 2 candidati principali, quindi Simone Venturini avanti, 3 sezioni su 256 addirittura col 60%, e Martella dietro col 37%. Ripeto, anche qui la prudenza deve essere massima, perché adesso il dato diventa: c'è una vittoria al primo turno o si va al ballottaggio a Venezia? Ecco, qui addirittura 32,68, 3 sezioni su 256, 60,19 Venturini. Ecco, si tratta di 28 punti di differenza. 3 sezioni su 256. Ripeto, così come abbiamo detto degli exit poll, così come, eccolo qua, grazie ragazzi, così come abbiamo detto del prima proiezione, continuiamo a ripeterlo ora parlando di 3 sezioni su 256. 60-19 Simone Venturini, centrodestra Andrea Martella, centrosinistra 32,68, Michele Boldrini 2,37, Giovanni Andrea Martini 2,26 e poi Roberto Agirmo 1,18, ancora 0 gli altri, attenderemo ovviamente. Così il dato reale di 3 sezioni su 256 per quanto riguarda Venezia. E commento ancora? Ma guarda, allora, tanto per parafrasare il consigliere Borgia, proprio visto che gli exit poll e i sondaggi noi ne avevamo degli altri e sembrano radicalmente diversi, quindi il punto è che bisogna fare, ovviamente, sempre avere molta prudenza. C'è un fatto tecnico anche, io credo, al di là delle sezioni che sono pochissime. Un conto è che le sezioni provengono dal centro storico, un conto che provengano dalla terraferma. Non c'è dubbio. Ecco, bisogna quali arrivano prima. Differenze complete. È evidente però che la terraferma è quella che deciderà il sindaco di Venezia,
al primo o al secondo turno, perché è la parte più importante, e su questo ovviamente Venturini sembra in vantaggio. Anche sì? Beh, direi, io voglio dire, dalle previsioni che avevamo noi, una forbice, adesso io non so se sarà questa e credo si accorcerà, mi auguro si accorci, ma sono abbastanza fiducioso. È chiaro che diciamo, c'è una doppia situazione, Venturini over rispetto a quello che pronosticavamo, e sicuramente il dato della coalizione con Martella è leggermente inferiore, o comunque inferiore a quello che pronosticavamo, quindi è evidente che il gap è maggiore di quello che si poteva pensare da questo punto di vista. Poi se sarà ballottaggio, ovviamente, come è stato detto, sarà una partita completamente differente. Mi pare che l'altro dato che emerga sostanziale è che non c'è stata sta gran dispersione di voti, perché i due candidati... Anche Michele Boldrin, che ci si aspettava potesse raccogliere qualche preferenza in più, poi ripeto, non sappiamo se arriva al 6 o all'8% addirittura di un sondaggio, però per ora è fermo al 2,37, vedremo che cosa accade. Sì, questo è un dato senz'altro vero. Eccolo, l'avevo intravisto. Cristian, tanto vorrei sapere, cioè, dove sei andato? A disturbare chi? Cosa state confabulando voi due? Fermo un attimo, aspetta Cristian, cosa succede? Cosa non volete dirci? Possiamo. Attendiamo dati reali. Dati reali, riscontri. Diciamo almeno cosa riguarda? Quale comune? Uno dei comuni del Trevigiano. Quelli in cui andate separati oppure dove quelli andiamo insieme per quello? Vabbè. Allora, sono pochi. Vabbè, quindi è facile. Io non c'entro. Vabbè, è un dato politico. Vabbè, dai, Cristian, dove sei? Ferdinando, siamo sempre chiaramente nel cuore di Castelfranco, a ridosso di Piazza Giorgione, in Galleria Giorgione, sede elettorale del candidato sindaco del centrodestra Luca Pozzobon, che è a capotavola, lo vedi al comando. Però io partirei da una fotografia puntuale, perché stanno convergendo i dati, i numeri delle 32 sezioni. Nicola Palumbo, ci illustri che cosa sta succedendo, qual è la fotografia al minuto secondo. Buongiorno a tutti. Allora, Pozzobon è avanti con 3.710 voti, Guimenton al terzo posto con 2.196, Manente al secondo posto con 2.236, poi abbiamo Giovine a 107 e Ceschini a 183. Quindi al momento Pozzobon è in testa e si prospetta una sfida a due tra Guimenton... Testa per chi poi andrà al ballottaggio con Luca Pozzobon. Tra Guimenton e Manente. Sì, sicuramente sì, insomma, sono 20 voti ormai che adesso ballano tra Guimenton e Manente, ma ogni seggio la situazione cambia, quindi non possiamo dire con certezza ora, dobbiamo attendere i prossimi risultati. Quindi siamo a quante sezioni adesso? Siamo a, un attimo che verifico, 15 sezioni su 32, quindi siamo a buon punto. Luca Pozzobon, candidato sindaco, ecco un suo primo commento, perché il trend sembra abbastanza insomma assegnato. Sì, mi sembra che siamo in vantaggio in tutte le... Si può spostare se possiamo, perché eccoci qua, quindi mi pare il dato in qualche modo si stia delineando in maniera molto chiara. Sì, siamo in vantaggio in tutte le sezioni, ma al momento non sembra che siamo destinati al ballottaggio, e vediamo con quale formazione saremo al ballottaggio, perché sono non dico equivalenti, ma quasi. Ecco, e nel caso di ballottaggio siete pronti a qualche apparentamento? Vi rivolgerete a qualcuno in particolare? È prematuro dirlo? È un po' prematuro dirlo, abbiamo qualche idea, ma è prematuro adesso al momento dirlo. Scusami, ecco, Luca Pozzobon, che è sostenuto da 4 liste, la sua lista... Cristian, allora a Treviso mi dice radio, posso dire, no? Radio Patrioti, come si chiama la vostra? La vostra? Come si chiama? Radio Meloni, che così quella prende tutto, si è sicuro, no? Cioè, Meloni. Non ci sono, no? Allora, Chiarano vince Stefano De Pieri, quindi quello che un po' ci avevate anticipato dicendolo avanti, mi dice Chiarano, provincia di Treviso, avanti, cioè vince, scusa, secondo il dato che ha Claudio Borgia, Stefano De Pieri, centrodestra. Va bene, scusami Cristian, vai pure. Sì, parlavamo di apparentamenti, insomma è prematuro dirlo. Però è chiaro che c'è un'ampia componente civica trasversale, questo lo possiamo dire, Pozzobon. Sì, c'è un'ampia
Sì, diciamo sia di centrodestra che civica e in altre formazioni, quindi qualche ragionamento si potrà fare. Confabulato ragionamento si potrà fare. Ci aggiorniamo fra poco, io e lei vedremo come va a finire. Intanto ti mostro questa tavolata. Ferdinando, Roberta Garbuio, assessore uscente, esponente di Fratelli d'Italia, Stefano Marcon. Un po' Deus ex machina oggi, no? Non si sente. Fin tanto che non passa a Luca. Primus inter pares. Sì. Siamo qui, si stanno confermando un po' le aspettative, nel senso che la coalizione di centrodestra continua ad essere prima. Provvisoriamente siamo sopra il 40%. Vediamo adesso i competitor che cosa succederà, nel senso che si stanno giocando un po' la partita dei secondi tra Ghimenton e Manente, poi vediamo Ceschini, ultimo la coalizione, cioè la lista di Giovine, si sta delineando questo scenario. L'affluenza però è bassa. L'affluenza è bassa e questo è un dato che fa riflettere sempre, perché è stata una bella campagna, tutto sommato partecipata, però anche ieri il sole l'ha fatta da padrone e i cittadini preferiscono il mare piuttosto che andare ad esercitare un diritto, e questo rammarica un po'. Che questo non è un bel segno. Ecco, parlavamo di Deus ex machina, Stefano Marcon, ma c'è un altro Deus ex machina, Luciano Dussin. Dussin, come valuta questa prima fotografia? Ecco, perché siamo a 15 seggi su 32, però Pozzobon sembra in testa. Sì, è in testa, però non si può nascondere l'assoluta delusione, perché quando un cittadino su due preferisce non recarsi alle urne vuol dire che c'è qualcosa che non va bene. Con chi ce l'aveva questo e con chi ce l'ha questo cittadino su due? Non lo so, anche perché probabilmente non lo so, forse da parte di tutte le liste e dei candidati è mancata l'accensione dell'entusiasmo alle proprie tifoserie, forse è stata da toni un po' bassi, perché alle regionali e al referendum a Castelfranco sono andati a votare almeno il 60%, anche di più, degli aventi diritto al voto. Scegliere il sindaco, che uno su due che non è andato, non è bella cosa. Ai suoi tempi in quanti votavano? Si andava almeno al 70%, però ne approfittiamo, visto che ci siete voi, visto che probabilmente ci sarà il ballottaggio, chiediamo a raccolta ai cittadini di Castelfranco che abbiano almeno l'intenzione di dare una mano a chi si propone per guidare una città, sotto l'aspetto della gestione amministrativa, che qua c'è poco da guadagnare, cioè volontariato puro, un minimo di riconoscimento. Cristian, per quanto vicine, ci mette un po'. Grazie. No, la Castelfranco non tanto. Allora, grazie a Cristian Arboit, fermo lì. Intanto vi dico Malo ancora nel Vicentino, Moreno Marsetti 74,34, una stazione su 14, Luciana Silvestri 25,66%. Vai pure, facciamo vedere così, grazie ragazzi. Appena aggiornate anche le grafiche andiamo. Vabbè, si profila il ballottaggio a Castelfranco, aspettiamo. Speriamo appunto di potercela giocare con Maria Ghimenton e vediamo appunto quali saranno i risultati. Intanto vediamo. Penso che quella sia un'amministrazione su cui dovremmo tenere bene gli occhi aperti, e il centrodestra prima di cantare vittoria bisogna che vedremo appunto come ci arriveremo a questo ballottaggio. Le faccio vedere se c'è un aggiornamento da Venezia prima di... No, sempre qua almeno 2 sezioni, noi ne abbiamo già date 3 con la nostra Erika Liman. Grazie davvero a Marco Zabai, Partito Democratico. Noi andiamo avanti ovviamente fino a questa sera con Ring fino alle 11 e non solo, in attesa comunque i dati reali. Eccolo qua, 3 sezioni su 256 sono quelli che anche vedete dietro di noi in grande nel wall. Vedevo che più che altro che a Verona c'è qualche aggiornamento in più. Bonavigo una sezione su 2, siamo al 45,30 di Romina Chiavelli, Ermanno Gobbi 36,24, Simone Rossini 18,47%. Se ce l'hai lo facciamo vedere, se no vado avanti. Facciamo accomodare pure gli altri ospiti senza problemi. Alberto, comunicazione alla regia. C'era ancora 2 sezioni su 7, Giovanni Migliorini, era regia, 64,03, Giovanna Piubello 24,10, Bellino Ruffo, detto Billi 11,87. Poi andiamo ancora avanti, Vicenza
Arcugnano, Simone Cuomo 47,23%, Simona Siotto 34,83%, Flavia Zolla 17,94%. Dite voi due, cioè o state giocando a Tetris passandovi foglio, sono dei risultati che dovete darci, quindi cosa sapete che noi non sappiamo? Molte cose, questo senza... stiamo cercando di capire chi è più efficiente tra i rappresentanti di lista suoi e i nostri. Com'è? Funziona meglio la macchina della Lega ancora o quella di Fratelli d'Italia via... No, devo dire che la potente macchina di Fratelli d'Italia è molto organizzata, non parlo degli altri. Va bene. Allora, torniamo a vedere Treviso, dai. Silea e Vidor, adesso abbiamo qualcosa su Vidor. Voi avete Vidor? Se ci dà lei qualcosa... Gianna, non posso essere meglio io di voi, quindi io perché ho i dati del Ministero dell'Interno, quindi 38,37, Gianna Vidori, Nicola Zandò 35,66, Albino Cordiali 25,97, non che non siano buoni, i dati sono 1 sezione su 3, siamo al 30% diciamo circa, e non perché non siano buoni i dati del Ministero dell'Interno ma perché arrivano ovviamente per ultimi, diciamo, nel momento in cui viene certificato. Vediamo. Cosa avete voi, dai? Situazione Vidor, dai, situazione Vidor, qui siamo fotografia. Divisi. Qui siamo divisi. Qui siete divisi, pure qua. Tre liste di Mamma mia ragazzi, ma due proprio... liste Lega. Siamo divisi, qui siamo divisi. Ex Lega. Centrodestra diviso a Vidor, Silea, Ponte di Piave, Spresiano. Silea no. No, a Silea, ho sbagliato. A Silea come centrodestra siamo divisi, però il terzo candidato fa riferimento comunque al centrodestra. Dove questo? A Silea, ma non è sostenuto dai partiti. Vabbè, è comunque, un civico di centrodestra. Vabbè, un civico di centrodestra. Non siete separati? No. A detta sua? No. Quindi anche a sua. Vidor, Ponte di Piave, Spresiano però sì. Allora, va bene, e Vidor ve l'ho letto. Ho intravisto Marta Zatta, credo con Michele Boldrini, attualmente fermo a 2,37% con 3 sezioni su 256. Siccome, ecco, non sono certo, Marta è così? Perché sei in ombra. Marta? Ma mi sente Marta Zatta? No, va bene, allora noi andiamo avanti, tanto ci abbiamo comunque da fare. Allora, fatemi dare un occhio a Spresiano, già detto, anche qui avete voi un dato definitivo che non risulta ancora? No. Quindi neanche nei dati, diciamo, ufficiali del Ministero dell'Interno. Quando ho Marta Zatta me lo dite per favore, perché se io la vedo inquadrata immagino che sia pronta. 3 sezioni su 5 Torre di Mosto, andiamo avanti, quindi qualcosa in più rispetto a prima. 52,96 Andrea Marchesin, Elisa Rossetti 47,04. Cavallino Treporti ancora niente, diciamo, di ufficiale. Comunicato al Ministero dell'Interno, quindi già comunicato al Ministero, siamo per ora a 0 sezioni, ma vediamo se trovo qualcosa in più. Intanto io andiamo a Venezia, togliamo la grafica per favore, grazie. Togliamo, grazie, perfetto. Andiamo a Venezia invece per il risultato ancora 3 sezioni su 256 e resta quello che vi abbiamo fatto vedere. 58 e 52 Simone Venturini, Andrea Martella 33,98, quindi quasi 34%. Michele Boldrin 2,95, Giovanni Andrea Martini 2,27, Roberto Girmo 1,02, Luigi Corò 0,68, Claudio Vernier 0,45, Pierangelo Del Zotto 0,11. Questo è il quadro di Venezia. Possiamo andare da Marta Zatta, sì o no? Chi c'è? No, va bene, ditemi da chi dobbiamo andare, così siamo pronti per dare la linea. Avete altri risultati? Valdano? No, non ci sono, se non che ci sono alcune sezioni dove c'è più o meno un gap un po' ridotto, ma sempre sotto. Sezione sempre di quella dimensione. Mi dicono però che Cavallino ha già vinto, anche se noi non abbiamo dati, vediamo, torniamoci. Cavallino ha già vinto ed è vinto dalla sindaca uscente, la Roberta Nesto. Rispetto a Giacomo Lazzarini mancavano poche sezioni, ma credo in vantaggio appunto Roberta Nesto, sarebbe al 58,56. No, questa è l'affluenza, il 58,56. va bene, adesso scoprirò anche qual è la vittoria, meglio la percentuale di vittoria. Questa vittoria rappresenta, però c'è già un suo commento, rappresenta una grande responsabilità prima ancora che un risultato politico, dichiara Roberta Nesto, confermata per la terza volta la guida di Cavallino Treporti. In questi mesi abbiamo portato avanti una campagna elettorale intensa, tratti dai toni importanti.
ma senza mai smettere di lavorare per il territorio. Dopo vado avanti a leggere Roberta Nesto, confermata sindaco a Cavallino Treporti. Avanti Riccardo Barbisan, che lui sì che ha i dati, voi non me li volete dare, io lo conosco, lui ce li ha. Fate accomodare Riccardo Barbisan della Lega. Marta, ti vedo, vai pure, prego. Marta Zatta. Devi riposare? Eccoci con Michele Boldrin appena sceso dal treno proprio in questi istanti. Allora, come commentiamo questi primi risultati che sembrano essere positivi per voi? Sì, allora per noi direi bene, abbiamo superato la soglia del dire ce l'abbiamo fatta, perché partiti dal nulla, partiti da soli, contro tutti, con metà del centro che sta nel pollaio di destra, metà del centro che sta nel pollaio di sinistra e la stampa che ci ignora, se il 3,6 viene confermato siamo, come ho detto, a livello spritz. Lo spritz iniziava il 3,5, tra il 3 e il 3,5 c'era la Coca-Cola Diet, no anzi zero. Quindi bene per quanto riguarda noi, poi adesso vediamo cosa succederà, chi ci avrà votato e chi non ci avrà votato. I dati secondo me rilevanti invece sono bassa partecipazione, il che vuol dire che la rabbia assolutamente percepibile, perché c'è poco da fare, la percepivo andando in giro con la gente, non c'era persona che non si incazzasse, verso Brugnaro si è scaricata nell'astensione. Quindi a dimostrazione di quello che avevo detto, il pollaio largo non funziona. Perché? Perché se proponi una roba anemica che non dice nulla, che non propone un paese, che non ha coraggio di riformare la città e ha dentro partiti che propongono tutto il contrario di tutto, ovviamente la gente seria e incazzata non ti crede. Sorprendente che Venturini sia riuscito, hanno speso tantissimo, hanno avuto dalla loro grandi risorse, però è inutile, sorprende un pochino che abbia forse il passaggio al primo turno. Sarà divertente, continueranno a governare male come hanno governato, ragioni di più per noi per fare opposizione seria. Ci si rivede fra 5 anni, non è che noi abbiamo chiuso, anzi il battesimo del fuoco direi prova che esistiamo, che delle cose da dire le abbiamo e che un gruppo sociale che ci segue esiste. Quindi lei si aspettava di vedere Martella in testa? Sì, mi sarei aspettato appunto 46-46, 46-45, una roba del genere, con forse Martella con 2 punti in più. Vediamo adesso come va a finire, perché dipende dalla rapidità dello spoglio e così via. Quindi l'incapacità di Martella, del campo largo, del pollaio largo, di convincere gli elettori è confermata. Ed è confermata con l'analisi che abbiamo fatto, per cui siamo nati. Il paese che vuole cambiare, che vuole crescere, che vuole riformare ha bisogno di un progetto chiaro, non di chiacchiere vuote che cercano di mettere d'accordo tutti e cercando di mettere d'accordo tutti non accontenti poi nessuno. Quindi lei è un po' l'ago della bilancia, possiamo dire? No, insomma, non mi lontani essere l'ago della bilancia, se fossimo il 10% saremmo l'ago della bilancia. Adesso siamo un germoglio che cresce, che si fa un spris per celebrar e vediamo di diventare una pianticella e un albero, insomma. Cosa vuole? Abbiamo fondato il partito, cosa sono? 7 mesi fa. Abbiamo fatto 2 prove elettorali, una al 4 e 6, questa vediamo come va a finire, comunque sopra il 3. Con la proiezione per quanto riguarda Venezia, zero soldi. C'è una seconda proiezione per Venezia, adesso ve la leggo, se puoi Marta riferirla appunto anche a Boldrin. Il candidato sindaco di Venezia del centrodestra Simone Venturini conferma il vantaggio, anche nella seconda proiezione di opinione per la RAI, 51% dei voti, più o meno quella di prima, ma insomma, cresce un po'. Il candidato del centro-sinistra Andrea Martella risale rispetto alla prima rilevazione al 38,6. Terzo Michele Boldrin, ora che conferma il 3,6%. Il campione della proiezione è al 9%. Quindi 51 Venturini, 38,6 Martella, 3,6 Boldrin. Commento rapido, Michele Boldrin. 3,6. Commento su questo. Allo stesso di prima. Onestamente non è molto diverso, decimali, 3,6 a noi, appunto ripeto, sopra la linea spritz. Quindi si beve lo spritz. 4,1 andiamo alla linea prosecco, lo champagne arriva al 5, perché è costoso. Fantastico. Se arriviamo al 4, forza trovate dei voti extra che magari finanziamo i produttori del prosecco. Quindi qui la buttiamo in alto, si festeggia, comunque si festeggia. Ma sì, moderatamente, noi proprio perché pragmatici siamo anche molto realisti. Io ho evitato di fare, la gente diceva numeri di tutti i tipi, noi siamo un partito che deve crescere, ripeto, queste sono test, alla fine ci hanno testati, ripeto, da soli contro tutti.
3,6, 3,7, 3,4 sotto lo spritz, va bene, mi contento del Coca Zero, va bene, perché vuol dire che dopo 6 mesi esisti. Se in 6 mesi sei arrivato al 3, in 12 magari arriva al 6, no? Ecco Ferdinando, se non hai altre domande ti restituisco la linea. Grazie Marta Zatta e ringrazia anche Michele Boldrin. Noi abbiamo pochi istanti di pubblicità ma ci arrivo tra un attimo. Fatemi vedere Anguillar Veneta, andiamo nel Padovano, 43,70%, Fabrizio Biancato 2 sezioni su 5 è avanti lui, Alessandra Buoso 31,33, Oscar Mason 12,61, Gianluigi Baretta 12,36. Questo appunto per quanto riguarda, dicevamo, il Padovano. Torniamo a Treviso dove ora, come detto, saluto e ringrazio, l'hanno microfonato Riccardo Barbisan, anche lui della Lega. Buongiorno. Ecco, noi sappiamo, Chiarano ha vinto Stefano De Pieri, a Spresiano ha vinto Marco Della Pietra. Sì, conferma? Mi dicono. Vero? Due indizi? E la terza? Aspetto anche qui. Marco Della Pietra. Quindi Marco Della Pietra. Non c'è l'ufficialità, ma sarebbe confermato sindaco. Gravi, precisi e concordanti. Sarebbe confermato sindaco Marco Della Pietra. E Asilea? Quindi Fratelli d'Italia. E Asilea? Trevisin. Sì? Trevisin col 43%, no? Trevisin, Angela, per ora 43,03, siamo a 7 sezioni su 10, quindi più o meno vicini alla vittoria di Angela Trevisin, 30,83 invece Deborah Leonardi, 26,15 Federica Melotto. Cosa le risulta qui? Mi risulta che la vittoria della Trevisin è abbastanza certa. Va bene, allora andiamo in pubblicità, novità da Venezia? No, nessuna. Nessuna. Voi due vi divido, veramente vi divido. Cioè mi stupisce perché Coin è sempre persona seria, deve essere l'influenza di Claudio Borgia questo pomeriggio. A tra poco, a tra poco, a tra poco. So bisogno.